Buongiorno e grazie a tutti per essere qui a questa edizione di Caccia Pesca Natura Digital, nuovo progetto di Longarone Fiere che, vista la crisi pandemica, vuole comunque mantenere attento e viva l'attenzione su questo tema importante. La parola al Presidente di Longarone Fiere, dottor Gianangelo Bellati. Allora io colgo l'occasione per un saluto generale a tutti i partecipanti. Come potete ben immaginare, noi avremmo voluto, essendo fiera e quindi essendo un luogo dove si fa presenza, effettuare caccia e pesca normalmente come normalmente abbiamo fatto sino ad oggi, però purtroppo appunto i divieti attuali ce lo hanno impedito. Ecco quindi in questa forma diciamo virtuale, che però presenta il vantaggio che per esempio per gli enti ma anche le imprese che sono interessate abbiamo non solo il forum, cioè una serie di incontri, di convegni, di diciamo seminari, ma anche la possibilità di una vetrina per le imprese, una vetrina che poi può rimanere anche stabile nel tempo. E quindi diciamo queste soluzioni virtuali, digitali, possono servire anche per rafforzare le fiere in presenza che spero riavvieremo quanto prima. La prima è quella dei rettili, i primi giorni di luglio. Poi vorrei anche per l'organizzazione di questo tipo di eventi, per quanto sta dietro a questa caccia e pesca digitale di quest'anno, ringraziare moltissimo il Presidente della provincia, che con la provincia appunto collabora e contribuisce all'organizzazione. Poi un saluto e un ringraziamento particolare anche all'assessore Cristiano Corazzari, perché con la Regione stiamo anche programmando una serie di eventi di informazione, di comunicazione sul settore pesca sportiva, che quindi ne vedremo gli sviluppi diciamo più avanti nelle prossime settimane. Poi un ringraziamento anche ai distretti venatori, all'associazione tassidermisti, alla Federazione dei Bacini Pesca e anche appunto grazie a loro all'evento per i disabili sul laghetto di Malcom, il laghetto che è non lontano dalla nostra fiera, alla fine del parcheggio. Poi ci sono tante altre cose interessanti, tipo per esempio i video che sono stati fatti dal nucleo cinofilo e dalla polizia provinciale di Belluno, che sono anche interessanti per il pubblico e per coloro che sono interessati. E infine anche eventi e informazioni sul fototrappolaggio, per il quale abbiamo anche la richiesta alla quale stiamo ricevendo numerose risposte di video e di foto. Ecco, quindi nonostante le difficoltà di questo periodo abbiamo cercato comunque di organizzare qualche cosa che faccia sempre partecipare gli attori di questo importante evento che per noi Caccia Pesca e Natura, che tenga sempre viva l'attenzione, ma che abbia anche, crei i presupposti con il digitale di un rafforzamento di ciò che è la fiera in presenza e gli eventi in presenza che noi inizieremo appunto, come vi ho detto, quanto prima dal mese di luglio, per poi rafforzarli durante i mesi autunnali. Quindi grazie a tutti e lascio la parola al nostro coordinatore. Grazie al Presidente Bellati. Ovviamente Caccia Pesca Natura vede protagonista e coprotagonista, diciamo, insieme a Longarone Fiere, la provincia di Belluno, che da sempre contribuisce con importanti interventi a questa manifestazione. Nasce anche attraverso le collaborazioni con i distretti venatori, con l'inizio la festa del cacciatore, che è stata un po' l'embrione poi anche di questa manifestazione. E quindi la parola direi al presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che sappiamo anche essere stato uno che l'ha vista nascere questa fiera proprio all'interno di Longarone Fiere. Alla parola al presidente Padrin. Grazie Franz, buongiorno a tutti, vedo tante belle facce amiche, questo è già una cosa estremamente positiva. E anche Giampiero Possamai, che adesso si nasconde, che eccolo là, che dal vivo non lo vedrò da non so quanti mesi o addirittura anni, ma almeno via video riesco a vederlo. Allora, da parte mia un grazie dell'invito e da parte della provincia sempre la disponibilità a sostenere questa manifestazione, che è vero, ha ragione Franz, io l'ho vista nascere dal punto stampa della fiera e ho condiviso tutto il percorso che ha fatto in questi anni, diventando uno degli eventi, diciamo così, di riferimento dell'intero territorio provinciale di Belluno, ma forse anche del Veneto e anche qualcosina in più.
Voi sapete che io faccio semplicemente un saluto perché su questo tema io sono degnamente, anzi super degnamente rappresentato dal mio consigliere delegato Franco De Bo, il quale poi entrerà in maggiori dettagli e affronterà quelli che sono i temi di questo convegno inaugurale che lega ovviamente quelli che sono i due grandi settori di questa manifestazione fieristica, che sono la caccia e la pesca. Io devo dire che ho seguito insieme a Franco il percorso con la Regione Veneto che ci ha permesso di raggiungere una buona parte di autonomia di gestione di questo settore e quindi unica provincia del Veneto, e quindi un ringraziamento va sicuramente alla disponibilità, anche se il nostro sogno è quella di poterla gestire in maniera autonoma completamente. Ma dopo Franco magari entrerà maggiormente nel dettaglio. Quello che poi è anche perché questo è un settore strategico dove sono convinto che noi abbiamo delle grandissime capacità e l'abbiamo già dimostrato. Poi un altro tema importante è la polizia provinciale. Questa è una battaglia, bruttissimo termine, che stiamo facendo più che con la Regione Veneto, che anzi ci sostiene con il governo centrale per cercare di salvaguardare un'altra delle eccellenze del nostro territorio che in questi anni purtroppo ha perso tantissime unità e quindi non riesce a garantire quella tutela e salvaguardia del territorio che è indispensabile per poter garantire appunto una gestione di quella che è un po' il territorio a 360 gradi. Poi ovviamente un pensiero va ai pescatori. Voi sapete, io poi sono anche un po' di parte perché ho il papà che è presidente onorario del nostro bacino di pesca, dove è stato realizzato anche questo laghetto pesca sportivi che, nonostante le difficoltà burocratiche che ci sono, insomma ci sta dando grandissime soddisfazioni. Ora l'hanno in gestione per tantissimi anni e questa è un'altra delle associazioni di cui il comune di Longarone può dirsi estremamente orgoglioso. Io ringrazio Andy, tutti i collaboratori del laghetto, ma soprattutto ringrazio Filippo Sitran che sta facendo un grandissimo lavoro a livello provinciale e penso sia indispensabile cercare sempre di unire le forze per garantire a tutti gli appassionati di poter vivere questa loro passione, brutta ripetizione, nella maniera migliore possibile. Quindi da parte mia un grazie veramente a tutti per quello che state facendo e che farete. Stiamo uscendo da questo momento di estrema difficoltà, mi auguro veramente definitivamente, e che tutte le nostre passioni le possiamo vivere finalmente a 360 gradi e non con le limitazioni di questo ultimo anno e mezzo. Quindi buona fiera a tutti, saluto il mio presidente Gianangelo Bellati, che ringrazio perché non è stato sicuramente facile neanche quest'anno poter allestire questa manifestazione così, in una forma non in presenza. Questo ovviamente limita, però rispetto all'anno scorso che non siamo riusciti neppure a organizzarla, è sicuramente un salto di qualità che abbiamo fatto, con la speranza il prossimo anno di rivederci tutti vis-à-vis e vivere la fiera come si deve. Grazie, buon convegno e buona fiera a tutti. Grazie al Presidente Padrin, giustamente ecco, ha ricordato questo laghetto, il laghetto Malcolm, dove anche sul sito di Caccia Pesca Natura, un forum di Caccia Pesca Natura, potete vedere anche un evento importantissimo, 2 giornate dedicate al mondo della disabilità, grazie alla pesca, quindi una grande partecipazione anche dei disabili attraverso anche l'assistenza dei volontari del bacino di pesca numero 6 Mae Piave, che hanno appunto coadiuvato nell'attività, nella pratica, i disabili che erano intervenuti a questa manifestazione, e grazie ai crossabili anche, e questi è la mototerapia con Catapan e Dalfarra. Quindi veramente un grande evento, grande attività, grande iniziativa anche della pesca al servizio della disabilità, in favore della disabilità. Grande anche la citazione, ovviamente, la Regione Veneto, che da sempre sostiene ed è presente a questa manifestazione Caccia Pesca Natura, con un proprio stand, solitamente direttamente qui a Longarone, ma anche con la collaborazione attraverso l'Associazione Tassidermisti Italiani, con dei diorami straordinari, che mostrano veramente il meglio della caccia e della pesca sul nostro territorio. Darei quindi la parola all'assessore alla caccia e alla pesca, Cristiano Corazzari, che appunto ha sostituito l'assessore Pane, quindi ha aggiunto alle sue competenze di cultura, territorio e urbanistica, eccetera, anche questa nuova incombenza che però credo sia importante e anche bello affrontare. La parola all'assessore Corazzari. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto particolare al Presidente Gianangelo Bellati, al Presidente Padrin, a tutti gli organizzatori di questo incontro, sottolineando naturalmente la volontà
molto tenace, tipica delle genti venete e di montagna, direi in particolare, per riuscire a proporre anche quest'anno, nonostante le difficoltà organizzative, questo evento. Un evento che deve essere sempre più un punto di incontro, di discussione, di riferimento rispetto a un mondo che è a noi molto vicino. Prima avete citato anche un'altra delle mie deleghe, che è quella della cultura. C'è un filo conduttore molto stretto tra quello che è il nostro aspetto identitario, il legame con il nostro territorio, con la nostra regione, rispetto ad attività tradizionali come la caccia e la pesca. Quindi anche il valore culturale, secondo me, qualifica queste attività e le rende sempre più degne di un'attenzione istituzionale, anche a fronte delle tante azioni che riusciamo a coordinare, a concertare con i nostri cacciatori e i nostri pescatori, che sono sempre più un elemento indispensabile per poi portare avanti le politiche della regione. Sono una grande alleanza per noi, sono degli alleati indifferibili e che soprattutto a fronte della, direi, per usare un termine un po' evanescente, sciagurata riforma delle province che abbiamo subito a livello nazionale, rende sempre più la partecipazione del mondo associativo dei cacciatori e dei pescatori assolutamente necessaria e indispensabile per porre in essere quello che è l'aspetto gestionale del territorio, della fauna e direi su aspetti anche che hanno una ricaduta diretta su settori fondamentali, penso a quello dell'agricoltura e tutto il nostro settore primario. Io mi sono avvicinato quindi con grande anche entusiasmo a queste nuove deleghe della caccia, della pesca, che vanno a sommarsi ad altre, perché ritengo che vi sia comunque una coerenza ed un filo conduttore forte. Laddove c'è una presenza attiva dell'uomo, dei nostri cacciatori, dei nostri pescatori nella gestione del territorio, abbiamo una ricaduta positiva nella gestione ambientale, nella salubrità dell'ambiente e sicuramente anche si incardina perfettamente in un'ottica di nuovo approccio che dobbiamo avere tutti nei confronti della natura, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Quindi bisogna subito sgombrare il campo da approcci, dal mio punto di vista, sbagliati, ideologici, che vedono nell'attività della caccia e della pesca qualcosa che vadano in contrasto con un concetto di ambiente, di equilibrio ambientale, di tutela della natura. Per contro, laddove c'è l'abbandono, laddove c'è il disinteresse, laddove c'è solamente il rapporto, tra virgolette, bucolico da salotto o da divano che molti hanno rispetto al territorio, si va nella direzione diametralmente opposta, ovvero la mancanza di equilibrio, l'abbandono, il degrado. Grazie al lavoro dei nostri cacciatori e dei nostri pescatori, che si sono sempre spesi nella collaborazione con la Regione Veneto, abbiamo invece una realtà che può guardare con fiducia anche al futuro e guardare verso un concetto di sviluppo sostenibile, di tutela e di gestione sana e corretta dell'ambiente, utilizzando quelle buone pratiche che sono sedimentate nel corso degli anni della storia dalle nostre genti, dalle nostre comunità. Come sapete bene, la Regione del Veneto, oltre ad avere quelle che sono le funzioni amministrative di pianificazione, stiamo lavorando sulla carta ittica regionale in questi giorni, è un lavoro molto importante e complesso che riguarda sia la pesca professionale, la pesca sportiva, l'acquacoltura, e che per noi rappresenta un po' la base di partenza per andare ad uniformare nella gestione quelle che erano le carte etiche delle varie province, che sono sempre stati i documenti di riferimento, e altresì stiamo facendo un lavoro annoso, devo dire, che viene da lontano, quello sul piano faunistico venatorio, che devo dire anche grazie alla collaborazione di tutti i portatori di interesse al lavoro delle strutture, e qui devo ringraziare anche Giampiero Possamai, che come consigliere ci ha dato un contributo importante, sta trovando finalmente un proprio percorso che va a vedere la luce in fondo al tunnel, ovvero dopo tanti anni abbiamo la concreta possibilità di andare all'approvazione di questo nuovo piano faunistico venatorio.
Ma oltre agli aspetti tecnici che riguardano però una platea, devo ricordare, molto importante, perché ancora oggi in Veneto abbiamo oltre 38.000 cacciatori, abbiamo oltre 70.000 pescatori, abbiamo migliaia di pescatori professionali. Ecco, oltre a questo c'è anche un aspetto di comunicazione, di divulgazione, di capacità di coinvolgimento della comunità veneta e nazionale, direi, anche dando un messaggio che vada a livello internazionale, per dare una nuova accezione rispetto a queste attività che sono passioni, sono sport, sono natura e che quindi devono essere interpretate nel modo giusto e comunicate nel modo giusto. Questa è la nostra ambizione e vogliamo perseguirla con grande determinazione, perché siamo convinti che solo così si potrà sgombrare il campo da chi strumentalizza questi temi per dei fini che sono poi di tutt'altra natura e io devo dire anche molto dannosi. Abbiamo di fronte un grande lavoro da fare, abbiamo una nuova sensibilità ambientale diffusa tra la cittadinanza, ma abbiamo anche la necessità e il dovere di poter spiegare il grande lavoro che fanno i nostri cacciatori e i nostri pescatori e della grande alleanza che ci deve essere tra loro e l'istituzione Regione Veneto e tutte le istituzioni locali che su questo tema intervengono. Un ringraziamento particolare lo faccio alle nostre polizie provinciali che stanno lavorando, devo dire, con grandi difficoltà per il contesto normativo in cui si trovano e che spero possano trovare anche una maggiore attenzione da parte della normativa nazionale che ritorni alla loro disponibilità di personale, di mezzi e dignità del loro lavoro. E devo dire anche un grande ringraziamento va fatto a tutti quei cacciatori e pescatori che si occupano delle gestioni del territorio, che in base a un'opera di formazione costante e continuativa che portiamo avanti, poi sono coloro che vanno sul territorio per dare concreta attuazione ai nostri piani di gestione e alle linee guida che vengono indicate dalle regioni. Senza di loro qualsiasi legge, qualsiasi norma, qualsiasi piano di gestione rimarrebbe lettera morta. E stiamo vedendo, per esempio sul tema della fauna selvatica, quanto difficile sia passare dalle norme, dalle intese, dagli intendimenti, dai propositi alla concretezza dell'azione. Senza i nostri cacciatori e i nostri pescatori non vi è una possibilità di incidere e di avere soluzione. E pertanto dobbiamo lavorare e incrementare in questa direzione. Io chiuderei qua augurando buon lavoro a tutti e sicuramente mettendomi a disposizione per oggi e per il futuro su queste tematiche, su queste azioni, essere un partner insieme a voi per rafforzare sempre più quel messaggio che vogliamo dare. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore Corazzari per il suo intervento e per la sensibilità dimostrata non solo per la caccia e per la pesca, ma anche per la caccia e la pesca in montagna, la vicinanza al nostro territorio, perché è una realtà molto particolare, come diceva anche il Presidente Padrin, la specificità riconosciuta alla provincia di Belluno non è casuale, ma è perché vi è un ambiente molto specifico e molto particolare. E proprio per questo poi affronterà, credo, il consigliere Franco De Bon il tema più specifico. Un tema dove noi abbiamo voluto anche con questa novità digitale cercare di dare appunto forza e valore a questa parola natura legata alla caccia e alla pesca, perché nella natura si praticano la caccia e la pesca attraverso un concorso di fototropolaggio naturalistico, il quale si va quindi a mettere in lizza, in gara, in competizione un po' quello che è una pratica ormai, i contenuti di una pratica ormai consolidata sul territorio, di monitoraggio del territorio, grazie appunto a questa innovazione digitale, come lo è questo forum e vetrina virtuale della caccia, della pesca e della natura. Quindi un fototropolaggio, il concorso ha un regolamento che è stato pubblicato oggi sul sito forum.cacciapescanatura.it, lo trovate appunto quindi sul sito ufficiale e ci sono tutti gli estremi per poter partecipare e competere. C'è tempo fino al 31 di agosto per mandarci e inviarci ovviamente i vari video o foto catturati dalle vostre fototrappole nel territorio della provincia di Belluno. Do quindi adesso, ringraziando e quindi lasciando quindi anche appunto l'assessore Corazzari, il presidente Padrin, il presidente Bellati, liberi perché so che hanno anche molti altri impegni, noi passiamo alla parte tecnica con il convegno che era previsto proprio di approfondimento per oggi come primo evento di questo ufficiale, di questo forum sulla caccia, pesca e natura, dove si va a parlare dell'importanza della formazione degli utilizzatori
delle risorse, in questo caso appunto dei pescatori e dei pescatori, visto in una chiave appunto dove la formazione li può rendere più protagonisti in termini anche con un ruolo differente della società legata al mondo della natura, grazie appunto alla formazione, grazie quindi a una consapevolezza maggiore nell'intervenire e nel condividere e nel approcciarsi a quella che è appunto gli aspetti che gli competono in ambito naturale. Ora, come primo, diciamo, intervento, per dare che sappiamo essere da anni attento e vicino a questo mondo appunto della caccia e della pesca, l'assessore, soprattutto della caccia, comunque l'assessore regionale Gianpietro Possamai, citato anche prima. E io quindi darei adesso la parola al consigliere Possamai per il suo intervento. Mi scusi, consigliere Possamai, non la sentiamo. No, si è proprio scollegato. Probabilmente è uscito, adesso si riconnette subito. Sì. Allora aspettiamo qualche secondo, vediamo un attimo che provi a ricollegarsi. E ricordiamo inoltre che appunto, come diceva prima anche il presidente Bellati, sul sito dedicato al forum della vetrina dei prodotti, delle attrezzature, anche dei servizi rivolti alla caccia, la pesca sportiva, ci saranno presenti contenuti, saranno pubblicati contenuti man mano nelle prossime settimane di varie ambiti e tematiche. Già potete trovare il video sul laghetto Malcolm e le giornate dedicate al mondo della disabilità e ai bambini e anche all'infanzia. Troverete già un video realizzato insieme appunto al nucleo cinofilo antiveleno della provincia, del corpo di polizia provinciale di Belluno, nel quale vengono spiegate le attività e le pratiche del gruppo cinofilo antiveleno, ma anche tutte quelle che sono le prerogative di sicurezza del territorio, quindi di conservazione e sicurezza del territorio. Vedo che è arrivato il consigliere Possamai, che si sta connettendo, vedo l'audio in connessione, però disattivato. Consigliere, provo adesso. Perfetto, adesso mi sentite? Perfettamente. Ottimo, mi sono ricollegato. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Bellati, il Presidente della provincia. Del resto, se non ricevo inviti, è difficile che io arrivi verso Belluno scherzandoci. Buongiorno a tutti, senz'altro vedo anche quei pochi che vedo qui, perché non ho l'elenco completo dei presenti, l'assessore De Bon, vedo anche Oscar Darold, vedo tanti amici. E quindi mi fa piacere essere stato invitato, grazie di questo pensiero, però devo dire che io continuo ad ascoltare con ammirazione e con soddisfazione l'intervento dell'assessore Cristiano Corazzari, che da pochi mesi insediato in un settore con una competenza difficile come quella della caccia e della pesca, soprattutto della caccia, ogni volta dimostra di averne comprese le caratteristiche a 360 gradi. E quindi ci tenevo proprio a dire questo. Beh, guardate, il Presidente ha parlato di autonomia rispetto alla provincia di Belluno, che è l'unica provincia a cui è stata data autonomia in materia di caccia e di pesca. Non è stato facile. Cristiano Corazzari era presente anche nella scorsa legislatura e se ne ricorda anche se con competenze diverse. Non è stato facile perché effettivamente la richiesta perveniva da Belluno e non solo da Belluno, e noi abbiamo ritenuto che Belluno meritasse, per una serie di motivazioni, di ottenere questa autonomia. È secondo me un'autonomia equilibrata perché dà la completa gestione, mantiene un'interfaccia con la Regione Veneto, con la struttura regionale della caccia e della pesca, un'interfaccia che secondo me è anche utile per le altre province che hanno nel loro territorio la zona Alpi e le specificità della zona Alpi. E quindi io ho immaginato che le esperienze e le buone pratiche
le eccellenze di gestione venatoria che in questi anni, in questi decenni abbiamo visto portare a termine in provincia di Belluno potessero essere utili anche per le altre realtà provinciali della zona Alpi. Del resto, permettetemi una battuta, in materia venatoria, quando noi parliamo di tetraoni, di ungulati, piuttosto che la gestione più ampia di territori alpini, di solito gli insegnamenti ci vengono sempre dal nord. Noi stiamo praticando le attività gestionali e di prelievi che ci hanno insegnato i mondi austro-ungarici piuttosto che quelli mitteleuropei. Quindi ci fa estremamente piacere che ci sia piena collaborazione con la provincia di Belluno anche per la soddisfazione delle necessità nostre per rendere più omogenea nelle pratiche migliori l'attività venatoria anche degli altri territori provinciali. Ecco, guardate, poi dico Roberto, noi siamo sempre in contatto con l'assessore De Bon, con Oscar Darold, con il vostro mega funzionario Loris Pasa, bravissimo, con il dottor Vendrami, con tutti quelli con cui stiamo collaborando anche per il completamento delle verifiche della rispondenza del piano faunistico venatorio. Io ci sono venuto volentieri oggi in questa videoconferenza perché sono un appassionato di fiere di caccia, non solamente per incontrare gli amici, confrontarsi sulle materie, sui problemi, piuttosto che vedere le ultime novità di un mondo che è sempre in crescita dal punto di vista della tecnologia. Perché? Ma soprattutto perché io ritengo le fiere, e in modo particolare quella di Longarone che è specifica su dei settori, piuttosto che non generalista come sono altre fiere, che sono trincea difesa degli attacchi di un mondo che non vuole riconoscerci. Secondo me le fiere della caccia sono un forte che ha anche funzioni di vedetta. Oggi, l'ho detto l'assessore, il modo di comunicare, i social, la possibilità per chiunque di intervenire su materie che non conosce, la negazione delle tradizioni, dei buoni comportamenti, non solo nel raffronto della società civile col mondo venatorio, ma in tutti i comportamenti. C'è preoccupazione in noi legislatori regionali per il modo in cui i nostri giovani possono affrontare il futuro, guidati in modo eccessivo dai social, piuttosto che da forse anche cattivi maestri nelle metodologie di distinzione tra qual è il comportamento idoneo e un comportamento che non può portare nulla, perché nell'evoluzione della specie umana i comportamenti di quelli che vediamo oggi sui social piuttosto che nella comunicazione televisiva sicuramente ci possono dare preoccupazione sul futuro delle nuove generazioni. Così anche nella caccia. Nella caccia noi assistiamo continuamente a degli attacchi, oggi più che mai forti, forse a periodi, però oggi più che mai forti, sul nulla, su chi non riconosce l'attività venatoria come parte integrante di una buona parte della società umana. Tra l'altro su chi non riconosce che l'essere umano è parte della natura. Qualcuno vorrebbe che la fauna non venisse gestita, oppure che venisse gestita considerando che l'uomo è qualcosa che viene da fuori, un marziano, un extraterrestre. Nel momento in cui la fauna viene gestita senza considerare l'azione dell'uomo, che chiaramente deve essere un'azione legata al mondo di oggi, siamo nel 2021, non siamo più nell'Ottocento, in Europa per fortuna, ma questo ahimè non succede in tutte le aree del mondo, per fortuna la caccia è passione, è gestione, non è più sopravvivenza, e quindi anche le normative devono attenersi a questa nuova mentalità di prelievo con gestione, ma considerare che l'uomo non fa parte della natura e quindi non può essere presente in talune specie con un prelievo, e sottolineo che il prelievo può essere fatto in tanti modi, vuol dire esporre determinate specie selvatiche alla mancanza di un equilibrio che li può trasportare in una crescita anche della popolazione. Ma qui mi fermo perché conosco i tempi di queste videoconferenze, quindi non voglio prolungarmi. So che voi avete concentrato anche una buona parte della manifestazione del 2021 sulla formazione. Ecco, la formazione, noi cacciatori di montagna lo sappiamo bene, io ho visto trasformarsi 40 anni fa, ho visto i cacciatori trasformarsi dopo aver
conseguito un'abilitazione, dopo aver seguito un corso di formazione, cambiare proprio il loro approccio nei confronti del Serragina, diventare gestori del proprio territorio. Quindi la formazione è qualcosa di importantissimo. Secondo me oggi noi dovremmo aggiungere nei concetti di formazione, quindi la formazione anche quelle che conosciamo come approcci classici per il conseguimento della licenza di caccia, piuttosto che l'abilitazione della zona IP, piuttosto che per il conseguimento delle varie abilitazioni per il controllo degli invasivi e la gestione del contenimento delle specie tipiche alpine. La formazione oggi ha bisogno di qualcosa in più. Il giovane cacciatore che segue il corso di formazione, secondo me, deve essere formato anche nella parte attinente alla gestione faunistica nella visione di 360 gradi, quindi non solo prelievo, ma una gestione che veda effettivamente la necessità di riportare un equilibrio anche tra le specie selvatiche. Guardate, io sto lavorando proprio in questi giorni a una proposta di modifica della legge 50 e tra i programmi e le modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio proporrò al Consiglio regionale di aggiungere un altro tema: cenni di gestione amministrativa e contabile, lo sto leggendo perché l'ho letto prima, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. Abbiamo bisogno di formare i nostri giovani anche verso un approccio più coinvolgente per la gestione della fauna, quantomeno per fargli conoscere come vengono gestiti i comprensori alpini, come vengono gestiti gli ambiti di caccia, quali sono i problemi, quali sono le regole amministrative, perché abbiamo bisogno di nuova linfa, di un rinnovamento anche da questo punto di vista. E guardate, non per ultimo, io che ho iniziato a fare l'amministratore pubblico a 26 anni, 36 anni fa, a 25 anni nel mio comune, sono convinto che un periodo forse non così lungo, ma un periodo di pubblica amministrazione per quanto riguarda i nostri ragazzi e i nostre ragazze sia indispensabile, primo per un senso civico di disponibilità a dare una mano sotto diversi ruoli alle necessità della nostra società. E secondo perché è una crescita personale. La crescita personale può esserci nella pubblica amministrazione, può esserci anche sotto forma di volontariato, partecipando all'organizzazione di direttivi di caccia e a tutte quelle attività che hanno un aspetto non solo faunistico ma anche amministrativo. Grazie al consigliere regionale Giampiero Possamai per il suo intervento. Si vede che lavora proprio su questo tema da tempo, ecco, è molto preparato. Continua la nostra, diciamo, il nostro convegno parlando proprio di quello che citava prima anche l'assessore Corazzari, ossia della nuova carta etica e del nuovo piano faunistico venatorio. E quindi su questo ovviamente la parola diamo al direttore agroambiente della Regione del Veneto, il dottor Gianluca Fregole. Buongiorno a tutti. Allora, lasciatemi il tempo di condividere lo schermo e di iniziare la presentazione. Allora, quello che oggi stiamo inaugurando è un evento online che una forma e una modalità diversa con cui dovremo iniziare a utilizzare quella che è la comunicazione per questi temi. Prima, a seguito dell'intervento Possamai, mi sento dire che concordo pienamente su tutta la parte relativa all'importanza della formazione nell'ambito di quello che è la gestione faunistica venatoria o comunque l'attività della gestione del patrimonio ittico. La formazione è un passaggio importante perché dà il senso della misura e della responsabilità che ogni operatore che intende svolgere queste attività deve possedere, soprattutto in questo periodo contesto in cui ci troviamo a vivere, a muoverci in questa situazione di argomenti che sono divisivi rispetto a una parte
dei nostri concittadini, noi dobbiamo essere ancora più pragmatici, ancora avere elementi oggettivi con cui sostenere e dare attuazione a queste norme. Come Regione, bene o male, da sempre ha gestito quella che è gli indirizzi operativi. Fino a ieri però l'attuazione veniva lasciata a livello provinciale. Con l'attuazione della legge del Rio e l'adozione delle leggi regionali del 2016 e del 2018, le competenze non fondamentali della caccia e della pesca sono passate a livello regionale, e quindi oggi la Regione si sta strutturando e si sta organizzando per riuscire a dare un modello che non è più calato a livello provinciale, ma che ha dimensione regionale. Questa fase di passaggio è una fase sicuramente critica, perché nel tempo le province, pur avendo un indirizzo organizzativo e diciamo di pianificazione pur definito a livello regionale, però poi le modalità di attuazione nel tempo hanno determinato delle crasi che oggi in alcune situazioni naturalmente diventano critiche nel ricondurle a un modello unico, e nella stessa complessità di non definire un piano faunistico, ancora una divisione per parti di territorio. E per fare questo ci vuole tempo, ci vuole molto confronto, e infatti ho la fortuna di avere nel mio staff dei tecnici che da tempo stanno lavorando nella predisposizione dei documenti che oggi vi diremo. L'obiettivo del mio intervento è quello di portarvi al punto dello stato amministrativo, nel rappresentare, soprattutto nel cercare di rappresentarvi la difficoltà che abbiamo avuto come regione, o comunque nelle tempistiche anche della definizione dei piani, che non è stata su cosa dovevamo fare o come lo dovevamo fare, ma riuscire a rispettare quelle che erano le aspettative dei singoli territori, indicando quelle che erano le aspettative programmatorie del prossimo quinquennio, e anche valutare la coerenza con quella che è lo stato ambientale che abbiamo rilevato negli ultimi anni. Ci troviamo anche un momento, uno sforzo da parte anche della mia struttura, perché contemporaneamente mi ritrovo a gestire con la direzione, con la UO Pesca, la carta ittica, e con la UO Caccia quello che è il piano faunistico, che sto imparando a mie spese, che sono sostanzialmente documenti molto impegnativi e molto complessi. Quello che è lo spirito che vogliamo dare del piano faunistico, io naturalmente non andrò a ripercorrere quelli che sono i documenti che sono già pubblicati da molto tempo, e quindi noti e conosciuti nei principi che sostanzialmente li caratterizzano. Noi quello che oggi mi interessa richiamare è che a noi e più a noi che sostanzialmente a quelli che non condividono la norma che stabilisce la possibilità di gestire, cioè la Regione ha la possibilità di gestire e intervenire nel mantenere gli equilibri delle risorse faunistiche e il mantenimento degli habitat. Come farlo? Questo si può fare attraverso anche l'esercizio dell'attività venatoria, per garantire quindi quello che sono i mantenimenti degli equilibri, ma anche per prevenire quelli che sono danni al settore dell'agricoltura. E quindi la norma stessa
nazionale, la 157 del 92, che traccia in maniera forte nel primo articolo quelli che sono i principi e i presupposti che abbiamo come regioni nel governare quello che è patrimonio disponibile dello Stato e che è rappresentato dalla fauna selvatica. Ed è su questo che noi dobbiamo, a mio avviso, assieme anche, ho visto esimi diciamo professori o comunque cultori della materia presenti oggi con noi, ed è su questo, a mio avviso, che dobbiamo incidere nel dare evidenza della funzione, che non è quella di abbattere ma è quella di gestire. Ed è questo, secondo me, cambiamento di paradigma che ci permetterà di rivalutare la figura sia in particolare del cacciatore. E su questo, con concetto che era ribadito e che è stato ripreso anche nella legge 50, che con molta pervasività è stato anche sviluppato proprio andando a dare un ruolo a quelli che sono i cacciatori nella regione Veneto, che è unica regione ha una norma che gli permette di dare attuazione ai piani di gestione e controllo con lo sfruttamento del cacciatore formato. Per noi, viste anche le recenti sentenze, è imprescindibile passare attraverso a quelli che sono sicuramente gli strumenti di pianificazione, ma è imprescindibile passare attraverso quella che è la formazione e le procedure che devono essere adottate dai cacciatori nell'attuazione dei piani per il governo della selvaggina. Su questo volevo rappresentarvi, nelle prossime slide vi focalizzerò su alcune cose, in particolare sul fatto che il settore della pianificazione della caccia, ve l'ho segnato in rosso, è una competenza che è Regione Veneto, ma quando nelle leggi regionali è scritto Regione Veneto, questa è una funzione legislativa che spetta al Consiglio, e quindi non è sufficiente il dotarsi di una delibera, ma dobbiamo andare a recepire quello che è il piano faunistico, o comunque molte delle attività che devono essere gestite per dare attuazione alla legge 157, la dobbiamo svolgere attraverso l'adozione di una legge che passa per il Consiglio regionale, quindi complica, ha un iter più articolato rispetto a quello che invece poi vedremo nel settore della pesca. Sulla carta ittica invece abbiamo quello che è la legge regionale 19, che indica che l'adozione della carta ittica passi attraverso la valutazione della giunta regionale. Quindi ha un passaggio che si sofferma a livello degli assessori e del presidente della regione, e non avrà un passaggio per quello che è il Consiglio regionale. È un dettaglio, ma mi premeva evidenziarlo, perché poi avrò uno schema in cui, pur vedendo che siamo su magari in fasi diverse e distanziate del processo di autorizzazione, ma molto probabilmente comunque per fine anno noi avremo entrambi gli strumenti in adozione, e questo era legato a questo aspetto. Valutando quello che è una valutazione, qui vi porto l'esempio del settore della pesca, ma è equivalente per tutta quella che è l'attività anche del settore del venatorio, faunistico venatorio. Il tutto, lo studio che ha e che noi dobbiamo gestire prima di predisporre una proposta di piano,
sono sostanzialmente quelle che sono le verifiche, sono quelle che sono i monitoraggi dello stato delle risorse. Questo è un esempio, ad esempio nel caso della pesca abbiamo individuato dei punti all'interno di questi saggi che abbiamo fatto nei principali rete idrica e poi nei rami secondari che avessero un significato etiogenico. Abbiamo individuato questa rete, questi punti che ci hanno dato dei dati e ci hanno dato delle informazioni che qui esemplifico con due diciamo specie forse tra le più importanti per l'area della pesca, ma soprattutto siamo il Longarone, quindi la Marmorata è la regina sostanzialmente delle prede ambite nell'ambito del momento della pesca, e qui vediamo qual è la sua densità nei vari tratti acquei oggetto di individuazione e di censimento. Questi invece riguarda quella che è ad esempio la trota fario. Fatti questi rilievi, fatte tutte queste indagini che naturalmente non hanno anche tempi abbastanza lunghi di esecuzione, al di là anche del supporto di soggetti, di aziende specializzate nella predisposizione dei documentali, che naturalmente abbiamo incaricato con appositi provvedimenti. Il tutto viene definito perché nel momento in cui noi dobbiamo approvare un piano siamo soggetti alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale, quindi la ricaduta che avranno le azioni che andremo a porre nell'ambito del prelievo e in che aree prelevare si ripercuoteranno su quella che è l'analisi iniziale. Tutto questo viene svolto conformemente ai regolamenti comunitari e alle DGR che si sono succedute nella definizione delle guide metodologiche che ha adottato la Regione del Veneto e che noi stiamo seguendo pedissequamente per addivenire a quello che è il risultato della pubblicazione nel BUR dei due documenti. Qui in maniera molto semplificata e schematica ringrazio i miei collaboratori per aver predisposto i materiali. Ci sono i vari passaggi, quindi dalla redazione della proposta di piano all'adozione del piano da parte della Giunta regionale, all'approvazione a seguito delle valutazioni della VAS e quindi al recepimento in Consiglio con la pubblicazione della legge regionale sul BUR, indica i passaggi amministrativi che devono essere gestiti per poter passare da quella che è una ipotesi di lavoro alla definitiva legge regionale che darà attuazione al piano. Dove siamo? Con il piano faunistico abbiamo seguito la redazione, l'adozione con la relativa pubblicazione per l'acquisizione delle osservazioni da parte del mondo dei cittadini rispetto alla proposta di piano. Abbiamo già predisposto quelle che sono recepito le osservazioni, rielaborando quella che è la proposta iniziale, e adesso è attualmente all'attenzione della VAS. Nel giro di qualche settimana dovremo avere l'approvazione con le eventuali osservazioni o prescrizioni, e una volta ricevute andremo a predisporre quella che è la delibera, la CR, per portare sostanzialmente all'attenzione del Consiglio, che poi inizierà il percorso dell'approvazione della legge regionale. Nel caso invece della carta ittica, abbiamo proprio questa mattina avuto l'incontro con la commissione consultiva per presentare quella che è
il documento della proposta di piano. Su questo abbiamo domani mattina anche per la parte qui la pesca, sapete, divisa tra pesca professionale e pesca sportiva. Domani mattina invece abbiamo l'incontro con le associazioni sportive e con questa ultima presentazione, dopo un periodo di raccolta di osservazioni e suggerimenti o comunque di incontri bilaterali con le varie strutture, abbiamo sostanzialmente affinato quello che era la proposta tecnica d'ufficio che avevamo realizzato al nostro interno. Quindi siamo all'inizio della pubblicazione. Dovranno seguire i termini di 60 giorni per raccogliere quelle che sono le osservazioni, ulteriori osservazioni rispetto a quelle già intervenute negli ultimi 2 mesi, e poi andremo alla fase di VAS con la successiva adozione, in questo caso non in Consiglio ma in Giunta regionale. E riteniamo che per la caratteristica raggiungeremo questo risultato all'incirca per fine anno. Quindi con il 2022 dovremo avere la nuova carta ittica e quindi anche il nuovo regolamento, perché con l'adozione della carta ittica andremo anche ad approvare contestualmente anche l'aggiornamento del regolamento. Cosa non indifferente, qui che ci aspetta molto probabilmente, se riusciamo dovremmo riuscirci entro il 31 agosto ad approvare il nostro nuovo piano faunistico. Vi è poi tutta una fase di attività amministrative che devono essere portate in essere, svolte, e le cose più significative che le abbiamo qui richiamate e forse anche quelle che danno più aspettative al territorio, che entro i 90 giorni dall'adozione della pubblicazione del piano dovrà esserci l'insediamento degli organi direttivi degli ATC e dei comprensori alpini. Entro 30 giorni dovranno essere presentate le istanze per la sottrazione dei fondi e entro 120 giorni dovranno essere depositate le domande di rinnovo delle aziende faunistiche venatorie, delle aziende turistico venatorie e dei comprensori. Questo è il punto in cui l'amministrazione attualmente risulta. Aspetta che non riesco a chiudere. Ok, scusate, non riuscivo più a trovare il tasto per interrompere la presentazione. E quindi datemi la possibilità nel chiudere l'intervento di ringraziare quelli che sono stati tutti i tecnici e tutte le persone e presidenti che hanno collaborato nel darci il consiglio, di darci i loro punti di vista nel predisporre e definire questi documenti, perché questi saranno gli strumenti con cui andremo a pianificare e a gestire il settore faunistico venatorio ed ittico nei prossimi, sicuramente, visto i tempi poi per il rinnovo, diciamo che il traguardo è sicuramente quello quinquennale, ma molto probabilmente anche la prossima, fino al 2030, saranno queste le regole con cui dovremo sostanzialmente interagire. Ribadisco che poi per dare evidenza e per dare conoscenza di questi strumenti non potremo prescindere dalla formazione. A breve avremo anche
pubblicazione dei decreti per la nomina delle commissioni per gli esami di ammissione alla caccia e a seguire e comunque abbiamo già molte richieste per anche istituire le commissioni di esame per quelle che sono autorizzare la caccia agli ungulati piuttosto alle cacce specialistiche. Su questo sicuramente ci vedrà nella fase di dietro dalle vacanze affrontare anche queste tematiche, e anche qui abbiamo delle proposte, ma sarà nostro compito confrontarci con le rappresentanze dei vari settori proprio per fare la scelta più adeguata e più garantista per tutti quanti. Grazie. Ringraziamo il direttore Fregolent per questo importante aggiornamento sullo stato dei procedimenti per l'attuazione appunto della carta ittica del piano faunistico venatorio. E proprio in questo senso, poi per quello, in quanto ha affermato appunto le novità, anche un po' l'indirizzo di queste nuove diciamo approvazioni e questi nuovi sistemi di gestione, la provincia di Belluno si sta diciamo impegnando già da adesso per preparare cacciatori e pescatori grazie alla formazione. Per questo il consigliere provinciale di Belluno, con la delega appunto alla caccia e alla pesca, Franco De Bon, che è da sempre in questo mondo, perché da sempre ha lavorato da sempre in questo ambito, in questo settore, ecco, ci parlerà di quello che è l'importanza appunto della formazione, quindi per la specificità bellunese nella nuova carta ittica e nel nuovo piano faunistico. La parola quindi al consigliere Franco De Bon. Grazie, buongiorno a tutti. Scusa Franco, c'è un ritorno e vedo che siete collegati in due. Non è che hai qualcos'altro di attivo lì? Ecco, ci siamo? Ecco, perfetto, adesso non doveva essere. Grazie. Solo Scusate. Franco, una cosa, volevo avvisare... Ciao a tutti, grazie dell'invito. Ma guardate, io ieri stavo ascoltando il presidente Mattarella quando ha celebrato i 75 anni della Repubblica, e lui parlava che tutti insieme dovevamo disegnare il futuro in un ambito di sostenibilità. Allora mi sono chiesto, ma la caccia e la pesca sono attività nate con l'uomo, sono ancora attuali rispetto a questo disegno futuro che ci ha prospettato il Presidente o meno? Ecco. Dobbiamo onestamente ammettere che i cacciatori, le famiglie di cacciatori e i pescatori potrebbero fare anche a meno delle proteine che ricavano dalla caccia e dalla pesca. Insomma, adesso ci sono gli allevamenti, ci sono dei sistemi alternativi per nutrirsi. Io credo però che questa società, almeno il territorio bellunese, abbia assolutamente bisogno dei cacciatori e dei pescatori. Ecco, dimenticavo, sulla caccia, sulle proteine delle carni di selvaggina, di pesce, potremmo dire qualcosa. Abbiamo fatto uno studio nel 2005 come provincia di Belluno, ULSS e l'Università di Padova, e magari riprenderemo questo tema perché ha delle veramente interessanti conclusioni da portare, magari il prossimo anno. Ma tornerei appunto sul tema dei cacciatori e pescatori e il ruolo che hanno in questa società. Ecco. Questo tema l'aveva già posto quasi 10 anni fa il professor Marco Abollonio, che è insegnante di zoologia all'Università di Sassari, è stato anche membro del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese. In un incontro che abbiamo fatto proprio nel parco, lui guardava il trend della popolazione di cinghiali e di cervi a livello alpino e anche quella dei cacciatori, dicendo: guardate, fra qualche anno dovremo pagare delle persone che vadano a prelevare questi ungulati che stanno veramente minacciando l'ecosistema. E noi in provincia di Belluno abbiamo appena concluso i censimenti, più o meno, insomma, abbiamo circa 10.000, quindi abbiamo bisogno di fare un prelievo di circa 3.000 cervi, e ogni anno vengono abbattuti circa 700-800 cinghiali, grazie a operatori, come diceva prima il dottor Fregolet, formati e autorizzati sulla base di una norma regionale. E nonostante questo abbiamo ancora diversi danni alle produzioni agricole, diversi danni agli ecosistemi forestali, diversi danni alla rinnovazione forestale. Pensiamo anche a tutto il tema di Vaia, con tutta la rinnovazione dovrebbe ripartire il danno da porcotura.
E quando sento parlare di sistemi alternativi tipo sterilizzazione, ecco, io mi domando se si intendono catturare le femmine di cinghiale o di cervo e sterilizzarle dal punto di vista chirurgico o procedere con dei sistemi contraccettivi che non so di quale forma, oppure quando sento parlare di traslocazione, cioè prendere questi animali e portarli da un'altra parte. Vorrei ricordare che questi animali sono arrivati almeno in provincia di Belluno con le loro zampe sulla base di un sistema ambientale che c'è in provincia di Belluno che offre grande sostentamento a questa specie. Quindi c'è veramente assolutamente bisogno di questi operatori per parlare di equilibrio, come è stato più volte detto da persone che mi hanno preceduto. E prima si è parlato anche di carta etica e di piano faunistico, due strumenti formidabili, fondamentali di pianificazione a cui la provincia di Belluno ha partecipato grazie allo spazio che la legge 30 del 18 ha dato di partecipazione. Noi abbiamo prodotto, appunto, provandolo in consiglio provinciale, dei provvedimenti che sono stati appunto inseriti nel contesto regionale, perché è giusto che sia così, e sotto questo aspetto noi abbiamo bisogno però di formazione. La formazione, vorrei ricordare che in provincia di Belluno è nata ancora nel 1980, giustamente diceva il consigliere Possamai che noi andiamo a imparare a nord chi gestisce la fauna in maniera proprio sulla base anche di una filosofia, anche di normative diverse, che la fauna diventava reddito per certi territori come nei territori austriaci o tedeschi, e abbiamo imparato allora e allora abbiamo cominciato ad andare a scuola. Poi ovviamente quando sono entrata la provincia ha ripreso con vigore secondo dei schemi ben precisi definiti da ISPRA, e con questo siamo riusciti a licenziare circa 2000 cacciatori esperti per il prelievo selettivo convogliato, ma non solo, esperti che si occupano anche del controllo del cormorano, del controllo della gazza, della cornacchia, insomma di specie che mettono a repentaglio quell'equilibrio che è stato tante volte detto oggi. Ma abbiamo bisogno assolutamente di formare anche i pescatori. Ecco, vorrei ricordare che i bacini di pesca hanno in concessione 1570 km di corsi d'acqua. È una distanza che è simile a partire da Cortina e arrivare a Palermo, tanto per avere un'idea, e su questo i pescatori fanno le asciutte. Vorrei ricordare tutti i lavori che sono stati fatti a partire dal 2000, in particolare dal 2018 a seguito della tempesta Vaia, ma fino ad oggi, con le asciutte, con le semine, con il presidio del territorio. Noi molte volte veniamo a conoscenza di certe cose che accadono sul territorio grazie alla segnalazione di questi pescatori. Ricordiamoci l'ambito, ecco, la lunghezza su cui stanno operando, ma proprio con questo presidio giornaliero direi che stanno facendo. E abbiamo bisogno di questi operatori. Insieme a strutture, finora la formazione l'abbiamo fatta noi con i nostri operatori. Adesso purtroppo prima è stata parlata di quella non bella iniziativa legislativa che si chiama Legge del Rio per le province, e quindi la decurtazione di personale che c'è stato ci ha portati a fare delle scelte alternative, ma vogliamo rimanere sul pubblico. Riteniamo che la formazione deve essere fatta da strutture pubbliche, e per questo questa settimana abbiamo approvato una convenzione con l'Accademia Fauna e Foreste della Fondazione MAC di Trento, un territorio simile al nostro, perché insieme facciamo formazione ai cacciatori e anche ai pescatori. È un passaggio fondamentale, ripeto, per affrontare le sfide future che ci vengono portate appunto dall'attivazione e dall'approvazione del nuovo piano faunistico, della nuova carta etica. Prima il presidente Padrin parlava di specificità, di autonomia. Noi con le province montane di Verbania e di Sondrio abbiamo firmato un protocollo e abbiamo chiesto, tra le varie materie che dovrebbero esserci assegnate come province montane che confinano con stati esteri, anche la funzione della conservazione della biocenosi. La biocenosi, sappiamo, è la
comunità vivente, e quindi l'ambizione sarebbe quella di gestire veramente tutto l'ambiente in maniera tale che ci sia appunto la possibilità di intervenire su tutto l'ambiente, sia nella parte appunto diciamo zoologica che anche forestale, diciamo, per creare questo equilibrio. Siamo una provincia, ripeto, montana, che ha spopolamento ma anche delle risorse incredibili che vorremmo valorizzare con questo. Ecco, io mi fermo qua perché poi interverrà il direttore, insomma, dell'Accademia, che sarà molto più puntuale e preciso di me nel precisare questo tema, ma io credo che veramente la provincia di Belluno potrà diventare un laboratorio, come è stato detto prima anche dal consigliere Possamai, dove sperimentare delle forme di specificità precisa assieme alla regione, ovviamente, perché che ha la competenza legislativa, come è stato ricordato prima, di buone pratiche per creare una nuova figura di cacciatori e pescatori e non solo utilizzatori, come è nel tema di questo convegno, in grado di gestire risorse rinnovabili con criteri conservazionistici in equilibrio con agricoltura e natura. Grazie per l'ascolto. Grazie al consigliere Franco De Bon per il suo intervento. E sicuramente, ecco, la questione formazione è fondamentale, ma anche specificità, proprio in ottica di specificità e di ruolo del pescatore e del cacciatore. Volevo ricordare, l'ho scritto in chat, ma volevo ricordare a tutti che eventuali domande o interventi possono essere richiesti attraverso la chat, e quindi scrivetemi in chat in modo tale che alla fine degli interventi poi daremo spazio alle domande e riporteremo quello che sono anche domande e interventi che sono stati richiesti, daremo spazio un po' a tutti. Attraverso la chat, però, ecco. Grazie, se ci anticipate, ci aiutate insomma a coordinare il convegno. Quindi passiamo allora a parlare di formazione attraverso grazie all'intervento del coordinatore dell'Accademia Ambiente, Foresta e Fauna del Trentino, del Centro di Istruzione e Formazione Fondazione Edmund Mack del Trentino, e San Michele all'Adige per quanto riguarda FEM, il dottor Ettore Zanon. A lei la parola. Buon pomeriggio. È davvero per me un piacere essere qua con voi oggi, e quindi comincio con ringraziare sia Longarone Fiere che la provincia di Belluno che mi hanno consentito di essere qui in un momento secondo me molto interessante, che va a toccare un tema spesse volte, come dire, tralasciato o poco approfondito in generale nella storia della gestione alieutica, ittica e faunistica venatoria in Italia. Quindi ringrazio le autorità presenti, ringrazio i tecnici, i miei colleghi, per così dire relatori, li saluto e chiaramente saluto quelli che ci stanno ascoltando. Mi è stato chiesto di raccontarvi qualcosa dell'esperienza della nostra accademia, lo faccio molto volentieri, cercherò di farlo in maniera sintetica ed esaustiva se ci riesco, e comincerei proprio con un breve filmato che abbiamo a disposizione. E quindi chiederei a Franz, per cortesia, Franz Zanne, se lo può lanciare. Accademia Ambiente, Foresta e Fauna del Trentino è una scuola di formazione permanente nelle materie ambientali, forestali e faunistiche. La nostra scuola è nata per iniziativa del Servizio Foresta e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. Ha sede presso la Fondazione Edmund Mack, dove fa riferimento al Centro Istruzione e Formazione, quindi all'antico e prestigioso Istituto Agrario di San Michele all'Adige. Da molti anni ormai organizziamo un'ampia serie di corsi rivolti sia ad utenti pubblici che ad utenti privati, in particolare rivolti ai servizi provinciali per le necessità formative dei loro dipendenti e soprattutto alle associazioni e ai cittadini che operano in campo faunistico, venatorio ed ittico. Da qualche anno poi lavoriamo anche garantendo validi percorsi formativi in altre regioni italiane. La nostra prima missione è formare pescatori e cacciatori. Circa 9.000 di loro sono già passati per le nostre aule e hanno conosciuto i nostri ottimi docenti.
Le lezioni sono tutte interessanti e sono redatte da dei professori bravissimi secondo me, quindi non c'è da annoiarsi assolutamente. Con loro ci impegniamo per formare pescatori e cacciatori più consapevoli e più responsabili, attenti a una gestione intelligente e sostenibile di quella risorsa rinnovabile, una risorsa di tutti che è la fauna. Ma non facciamo solo questo, oltre ad attivare corsi, Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino sviluppa iniziative di informazione, divulgazione ed educazione anche attraverso convegni, seminari, incontri sul territorio, stage e workshop, o anche con la realizzazione di prodotti editoriali e la partecipazione a produzioni video. Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino, Fondazione Edmund Mach, formazione naturale. Ecco, è un po' marketing, diciamo, un po' promozionale come filmato col nostro slogan formazione naturale, ma immagino che qualche informazione ve l'abbia data. Adesso ne aggiungo delle altre velocemente condividendo alcune slide. Magari confermatemi se le vedete. Benissimo. Ecco, allora questa è introduttiva, la superiamo. Eccoci qua. Allora vi dicevo, l'Accademia Ambiente, Foreste e Fauna del Trentino è collocata, afferisce, come si direbbe in termini burocratici, alla Fondazione Edmund Mach. La Fondazione Edmund Mach è un ente funzionale della provincia autonoma di Trento, molto complesso, creato a partire da oltre un ventennio fa, dove sono stati integrati in maniera anche di ottimizzare e razionalizzare il loro lavoro tutta una serie di soggetti che si occupavano di ricerca e di trasferimento tecnologico e di formazione naturalmente sulle tematiche scusate, agricole, ambientali e forestali. Quindi molti soggetti diversi sono stati aggregati nella FEN, che è stata costruita fondamentalmente intorno all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige. La FEM è suddivisa in 3 aree di lavoro, in 3 macro aree di lavoro, che sono il Centro Ricerca e Innovazione, che è un centro molto importante che si occupa innanzitutto di agricoltura, alimentazione e ambiente, ma anche una parte che lavora sulla fauna. Poi abbiamo il CTT, che è il Centro di Trasferimento Tecnologico, che è quello finalizzato a trasferire la sperimentazione e le conoscenze acquisite, in particolare nelle aziende agricole. Infine c'è il Centro Istruzione e Formazione, del quale facciamo parte noi, nel quale siamo incardinati noi. Ecco, la FEM è un'eccellenza assolutamente per la provincia di Trento, ne siamo abbastanza orgogliosi in generale, ma possiamo dire che è un'eccellenza anche a un livello superiore rispetto a quello locale e provinciale. Vedete lì in quello schema la gente che ci lavora, al di là del personale docente che riguarda sia la scuola, l'istituto agrario, che lo spin-off universitario che abbiamo in viticoltura ed enologia in collaborazione con l'Università di Trento. Ecco, 110 docenti più o meno, su per giù, ma anche 200 ricercatori. Io vado in mensa a mangiare e trovo ragazzi da tutto il mondo che lavorano in FEM sviluppando ricerca che ha portato anche a avere risultati rilevanti a livello internazionale. Come vi dicevo, siamo relativamente famosi per i lavori sulla genetica di varie piante, la vite in particolare, ma ci sono anche dei lavori sulla fauna interessanti che sono stati pubblicati attraverso la ricerca sviluppata in fondazione. Ci sono 1200 studenti, forse l'avete visto in quei cerchi che davano delle cifre, 1200 studenti dove la maggior parte è rappresentata da quelli che frequentano l'istituto agrario. Una breve parentesi storica: l'istituto agrario è stato istituito nel 1874, quindi tantissimo tempo fa, abbiamo già celebrato il 145esimo, è stato istituito dall'allora Dieta al Parlamento del Tirolo, chiaramente il Trentino faceva parte della Contea del Tirolo, per sollevare le sorti dell'agricoltura tirolese. È stato, fra parentesi, istituito insieme a un'altra scuola che si trova a Rotholz, vicino ad Innsbruck. È una scuola agraria con cui siamo ovviamente gemellati, e tanto per parlare di formazione venatoria, quella scuola agraria è quella deputata attraverso un corso quinquennale
a formare le figure del cacciatore professionista, che in Austria diciamo fanno parte dello scenario gestionale della fauna, e in Italia ovviamente, dove l'approccio anche dal punto di vista giuridico è totalmente diverso, non le conosciamo. Quindi lavoriamo in un contesto molto articolato, molto ampio, che ci dà anche, come dire, un supporto alle spalle dal punto di vista organizzativo amministrativo non indifferente rispetto ad altre realtà che fanno cose simili. A dire il vero, per quanto mi risulta, ad oggi l'unica realtà simile a noi è quella di Latemar, di Bolzano, che è invece incardinata nell'azienda forestale della provincia autonoma di Bolzano, ha una storia molto più lunga della nostra e lavora in maniera leggermente diversa, con obiettivi diversi, ma è fondamentalmente una scuola che ha la stessa mission rispetto a quella che abbiamo noi. Per darvi un quadro ancora più preciso, vi do 2 dati proprio sull'Accademia. Noi nasciamo, per dir così, con 2 genitori. Il papà è il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento e la mamma è la Fondazione MAC. Già nel 2009 una delibera della Giunta Provinciale prevedeva l'istituzione di una scuola di formazione permanente sulle materie forestali, ambientali e faunistiche. Da lì, con i tempi chiaramente richiesti da questi iter, è nata nel 2011 l'Accademia, e il Servizio Foreste e Fauna della provincia, che richiedeva, che aveva individuato, aveva intuito la necessità di questo soggetto formatore, e naturalmente si pensava prima di tutto ai cacciatori, pensò che fosse bene incardinarlo appunto nella Fondazione MAC, perché ovviamente è lei che si occupa di questi temi proprio per una scelta, come vi raccontavo, organizzativa della provincia, che ha già una lunga storia. Quindi siamo stati istituiti nella seconda metà del 2011, formalmente siamo stati operativi con i primi corsi nella primavera successiva. Ad oggi sono passati attraverso le nostre aule, i nostri laboratori e le nostre esperienze sul campo 10.015 studenti, questo è il dato di stamattina. Quindi tanti, su per giù 1.000 all'anno da quando siamo operativi. Devo dirvi che la nostra struttura è molto agile, come si dice, nel senso che siamo due persone che ci lavorano a tempo pieno, abbiamo un supporto a volte amministrativo in prestito dalla struttura principale, e con noi collaborano una quarantina di docenti che vengono di volta in volta incaricati in ragione delle necessità didattiche che si presentano nei vari corsi. Corsi che sono sicuramente numerosi, sono quasi una ventina, diversi percorsi formativi, una ventina di corsi, per la maggior parte devo dire dedicati all'ambiente venatorio. Come target hanno i cacciatori, perché tutti sappiamo che nell'attività venatoria i percorsi formativi e le abilitazioni sono sicuramente molto più articolate e devo dire anche approfondite nei contenuti rispetto a quelle previste per l'ambiente della pesca. Ci siamo fin dall'inizio ovviamente concentrati sulla richiesta formativa, sulle necessità del nostro territorio, ma dopo pochi anni, anche perché sostanzialmente ci è stato chiesto, abbiamo iniziato ad operare anche all'esterno della provincia di Trento, in altre regioni, ed oggi ci rivolgiamo a volte a necessità formative di cacciatori di altre realtà, ma anche pescatori, a dire il vero, di altre realtà, anche con corsi residenziali che le persone possono seguire da noi. Sentivo l'amico Franco De Bon prima parlare di accordi con Sondrio e Verbania. Per esempio, proprio in questi giorni stiamo portando a termine un corso per l'abilitazione al prelievo selettivo di ungulati proprio in provincia di Sondrio. Anche nella pesca i percorsi formativi si articolano su modalità e su percorsi diversi. Da noi, come sapete, la pesca si esercita, l'abilitazione della pesca viene rilasciata dopo aver seguito un percorso formativo abilitante, quindi viene dato un po' più di peso alla pesca e a quello che i pescatori fanno sul territorio, su quella risorsa in provincia di Trento rispetto alle regioni a statuto ordinario italiane, ma abbiamo fatto nella pesca altre cose interessanti, quindi lavori per esempio con l'associazione degli ittiologi. Abbiamo formato e formiamo
le cosiddette Trentino Fishing Guides, che sarebbero gli accompagnatori di pesca che lavorano soprattutto con gli ospiti che vengono a fare turismo di pesca in Trentino. Sì, anche nella pesca abbiamo un'esperienza, direi, importante dal punto di vista numerico e delle diverse proposte che abbiamo portato avanti negli anni. In questo, proprio a maggio, abbiamo concluso un progetto europeo inserito nel contesto EUSALP, che andava a individuare i conflitti nell'uso della foresta in futuro. Non mi posso dilungare qui su questo tema, ovviamente, però è stato molto interessante per noi, perché siamo per un attimo usciti dall'ambito della gestione faunistica per prendere una visione più ampia sui problemi. Gestiamo insieme all'Università in Subria di Varese, che è capofila, un master di primo livello che si intitola Fauna e Human Dimension, ed è dedicato a chi vuole comunicare il paesaggio, la natura e la fauna, percorso interessante che anche qui non posso dettagliarvi. E poi, come dicevo anche nel filmato, la nostra attività, neanche con i limiti, insomma, delle risorse che abbiamo, soprattutto in termini temporali, si sviluppa su workshop, seminari, a volte dei convegni. Per inciso, sugli workshop, fin dall'inizio ci siamo dedicati a 2 temi che secondo noi erano estremamente importanti, perché leggevamo necessità formative dovute ad assenza di competenze nel mondo venatorio, cioè quello della igiene e qualità della carne di selvaggina, dove Belluno è, insomma, Belluno porta un'esperienza molto solida, ha fatto anche da pioniere sull'arco alpino nell'affrontare questi temi, e l'altro è dedicato a un'altra questione cruciale, che è quella della gestione in sicurezza delle armi a caccia, e non solo, tema sul quale sempre ritorniamo in tutti i percorsi. Ecco, facciamo divulgazione, abbiamo sviluppato alcuni prodotti editoriali, e quindi devo dire che la nostra attività è complessa e si svolge su diversi, direi, binari paralleli, come ogni attività, diciamo, legata a problematiche articolate. La formazione. Allora, a cosa serve e a cosa si fa? Devo essere sintetico, perché capite bene che su questi temi, su queste parole si potrebbero spendere giornate intere e pagine intere, no? E ne sono state anche spese in realtà. È chiaro che le finalità, l'obiettivo dei percorsi formativi è già stato toccato e illustrato sia dal dottor Fregolent che anche da Franco De Bono un attimo fa. Cioè, si parte nella formazione, sia che riguardi i cacciatori sia che riguardi i pescatori, si parte da un concetto base, che è quello di lavorare su una risorsa rinnovabile, risorsa naturale rinnovabile come è la fauna, oltretutto in Italia, secondo l'ordinamento, una risorsa di tutti, pubblica, partendo da un concetto di conservazione di quella risorsa, di conservazione degli ecosistemi che la ospitano, di conservazione all'interno di un modello di equilibrio che la renda in armonia, consenta un'armonia anche con determinate attività umane che interagiscono con la fauna. Questo è un concetto che tutti conosciamo, sul quale chiaramente non vado ad approfondire. Nella pesca e nella caccia questo concetto si applica attraverso la gestione della risorsa. E allora qui i passaggi nei percorsi formativi sono sempre abbastanza pesanti, se vogliamo, dal punto di vista delle richieste di apprendimento che vengono poste a chi partecipa ai corsi, e poi ovviamente a chi affronta gli esami, con le varie modalità e anche i vari livelli, diciamo, di difficoltà, no? Nei vari percorsi e nelle varie realtà. Quindi l'approccio alle tematiche è chiaramente sempre di carattere tecnico-scientifico, non potremmo averne altri, e questo è una cosa che caratterizza i cacciatori e i pescatori abilitati a fare delle cose, e che invece, senza polemica, non caratterizza altre comunità, altri soggetti che interagiscono con la fauna. Si tratta sempre di percorsi che si sviluppano su molte tematiche e molte materie diverse. Sapete perfettamente che a un cacciatore, per esempio, abilitato al prelievo selettivo di ungulati, è chiesto di essere un po' avvocato, perché c'è tutta una parte normativa complessa, un po' zoologo, perché c'è giustamente la necessità di approfondire tematiche di conoscenza delle specie
che caccia e non solo quelle, un po' ecologo perché queste specie vanno inquadrate all'interno dei loro ecosistemi, un po' veterinario perché si deve conoscere, anche se in maniera diciamo approssimativa, superficiale, forse le patologie, e anche un po' magari ingegnere meccanico, ottico, perché bisogna conoscere anche gli strumenti che si usano sia da un punto di vista delle armi che da un punto di vista delle ottiche, per esempio, banalmente. Quindi una formazione complessa e tipicamente trasversale. Nella pesca tutta la situazione è più semplice, perché l'approccio attuale, diciamo, alla risorsa faunistica è semplificato, è più leggero, se vogliamo dire così, e poi perché nella caccia c'è un elemento di sicurezza che non troviamo nella pesca e riguarda la gestione delle armi, quindi c'è una richiesta in più a chi vuole conseguire queste abilitazioni. Come si fa a formare? Beh, adesso questo non è un corso di didattica venatoria, se vogliamo usare queste parole, però è chiaro che percorsi formativi di questo genere si articolano su diverse attività, ognuna delle quali è fondamentale. Cioè, se ne manca una, a mio avviso, quantomeno sulla base della nostra esperienza, il percorso formativo risulta povero, monco. Quindi sostanzialmente quello che si fa sono lezioni frontali, e vi ho messo fra parentesi FAD, formazione a distanza, perché è la modalità nei confronti della quale tutti quelli che fanno formazione in qualsiasi campo in questo anno e mezzo, quasi 2 anni, hanno dovuto, diciamo, confrontarsi. Io dico che non mi piace molto, trovo un po' meno efficace la formazione a distanza, quindi quella svolta attraverso gli strumenti che stiamo usando anche adesso in questo convegno. Devo però dire che questa necessità, come ogni necessità, come ogni problema, ci ha obbligati insomma a trovare soluzioni, ad informarci, a crescere anche da un punto di vista tecnico, e devo ammettere che comunque degli aspetti positivi ci sono anche in questo, quindi lo conosciamo ed è uno strumento che andremo a utilizzare meglio e probabilmente un po' di più in futuro. Poi ci sono i laboratori, vuol dire delle situazioni dove gli studenti fanno delle cose, toccano delle cose, conoscono direttamente delle realtà, ed infine, cosa assolutamente imprescindibile nella formazione che riguarda la gestione faunistica, le esperienze sul campo e l'osservazione. Non vi tedio, perché non è il caso, con tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto su questi temi, ma magari un domani ci sarà anche occasione di farlo, cioè su come andare a sviluppare questi percorsi, come le esperienze sul campo sarebbe meglio fossero gestite nel tempo, nel percorso che una persona fa. Comunque è una questione, come dire, fondamentale che ci siano anche queste nei percorsi formativi. Vado verso la conclusione, tirando fuori dal cappello non il coniglietto, ma i problemi della formazione legata alle tematiche di cui parliamo oggi. Io credo che, partendo proprio dalla base del ragionamento, il primo problema sia un certo gap culturale, una scarsa sensibilità storica che in Italia non è legata solo alla caccia, attenzione, ma è legata ai temi naturalistici, della natura in generale, e di conseguenza alla conoscenza delle specie, della fauna. Chiaro che questa affermazione va declinata in maniera molto diversa nelle varie realtà. Belluno sicuramente, vuoi per aspetti geomorfologici, vuoi per aspetti ambientali, vuoi per aspetti storici, culturali e anche da un certo punto di vista giuridici, ha parlato Possamai all'inizio anche di autonomia, no? In provincia di Trento autonomia è una parola magica, lo sapete, quindi ci sono tante cose che ci legano, e io devo dire anche per la mia esperienza professionale mi sento a casa veramente a Belluno, nel bellunese. E quindi non si può dire che nella vostra terra e nella vostra comunità la sensibilità sia così scarsa. È chiaro però che se questo ragionamento, come lo amplifico a livello nazionale, insomma, se andiamo a vedere la storia della normativa venatoria, della formazione venatoria in Italia, qualche dubbio che questa frase sia vera a me viene. Quindi sarebbe importante, impostando dei percorsi formativi oggi,
e sentivo, lo nomino di nuovo il consigliere regionale Possamai, che non ho il piacere di conoscere di persona, spero che accadrà. L'ho sentito anche parlare in prospettiva di nuovi aspetti, di nuovi temi, no, da inserire nei percorsi formativi, e mi sembra un'ottima idea. Ecco, guardiamo ad altri paesi, allarghiamo l'orizzonte e vediamo che molto spesso i percorsi di formazione dei cacciatori che portano a determinate abilitazioni sono tanto più complessi e tanto più approfonditi rispetto a quelli che proponiamo noi. Poi qua c'è, perdonatemi se ci spendo un secondo, ma c'è anche nel mondo venatorio, dove c'è poca cultura secondo me e dove c'è poca sensibilità, l'idea che per esempio il declino abbastanza costante del numero dei praticanti dell'attività venatoria in Italia sia legato a esami troppo difficili, e poi quello meno sensibile di tutti aggiunge anche poi ci sono delle sanzioni troppo pesanti. Cioè, come dire, vogliamo cacciatori ignoranti e vogliamo che possano anche andare al di là della norma perché le sanzioni sono leggere. Allora, pensare che i problemi del mondo venatorio, che io conosco per lavoro, per diciamo esperienza personale, essendo un cacciatore, fra parentesi non sono un pescatore, sono solo un cacciatore, dico, se l'approccio è questo, se si pensa di risolvere il declino numerico dei cacciatori in Italia, rendendo facili gli esami di abilitazione e diminuendo le sanzioni, penso che non si vada tanto lontani, ecco. Però anche questo punto di vista lo si raccoglie, e non così infrequentemente in realtà. L'altro problema, secondo me, è una questione di normativa, a partire dalla 157 del 92, la legge quadro sulla caccia in Italia, che dice molto poco della formazione. Ci sono dei criteri per l'abilitazione all'esercizio venatorio, quindi per la licenza, fra virgolette, non si dice altro. A parte il fatto che in quegli anni probabilmente, premesso che per me è una legge nata già vecchia in quegli anni, la 157, ma al di là di questo, in quegli anni per esempio gli ungulati non erano nemmeno presenti in gran parte del territorio nazionale, e quindi il tema come l'abilitazione al prelievo di ungulati non sussisteva nemmeno dal punto di vista pratico. Però se non c'è quello dal punto di vista normativo, sapete perfettamente che immagino che il riferimento sono le linee guida ISPRA nella gestione degli ungulati, che hanno una parte dedicata alla formazione. Però le linee guida ISPRA sono un documento tecnico-scientifico, non sono una norma, quindi secondo me manca proprio una norma che stabilisca le figure, che stabilisca degli standard formativi, che stabilisca degli accreditamenti, perché per esempio in Italia, qui non voglio attirarmi ire di qualcuno, per esempio in Italia in generale certi percorsi formativi sono sempre stati per tradizione affidati alle associazioni, che è una cosa bella da una parte e brutta dall'altra. Bella perché coinvolge le associazioni in un percorso fondamentale come quello formativo. Brutta perché non ci sono standard, per cui dopo se uno va a analizzare in concreto si trova di fronte ad esperienze eccellenti, di ottima qualità, e di fronte ad esperienze che dal punto di vista dei contenuti sono criticabili, così come gli standard degli esami nella penisola. Okay? Quindi qua secondo me servirebbe a livello normativo un riordino sulle figure, sugli standard, dove si dica chi fa cosa, chi può fare cosa. E questo secondo me sarebbe un elemento fondamentale per pensare a formazione seria. Ultimo elemento che aggiungo per il futuro è quello della promozione di tutoraggio e di percorsi che vadano avanti nella vita del cacciatore. Cioè che il cacciatore non si fermi all'abilitazione ma che prosegua, quindi formazione continua, ascoltarli e parlare con loro, dirgli delle cose, aggiornarli, fondamentale secondo me. Vado davvero a chiudere con gli aspetti che sono stati citati alcune volte, che sono quelli diciamo di accettazione sociale, di problematiche. Allora, mi ha fatto assolutamente piacere sentire in fase iniziale l'assessore Corazzari quando ha detto di essere molto vicino al nostro ambiente, lo dico da cacciatore, e anche a quello dei pescatori, e ha fatto intendere molto chiaramente che comprende bene qual è il valore anche sociale della nostra attività, oltre a quello culturale, storico, identitario. Questo è un grandissimo punto di partenza, perché se si ragiona in armonia, in sintonia con l'amministrazione, con chi governa il territorio, si è già partiti col piede giusto.
E questo però probabilmente succede in Veneto, ma da altre parti non succede. E in generale sapete tutti, perché non ci nascondiamo dietro un dito, che la caccia e i cacciatori, ma anche la pesca e i pescatori che non credano col catch and release di salvarsi, perché non andrà così purtroppo, temo, sono attività, la caccia, la pesca e le categorie che le rappresentano, fortemente criticate. È innegabile dire che c'è tensione, c'è anche lacerazione. Io banalmente sentivo che si parlava delle fiere in presenza, mi ricordo benissimo che anche a Longarone qualche persona che non apprezza la caccia e lo esprime nel modo, nella forma più forte, diciamo così, c'era. Quindi non possiamo nasconderci dietro un dito e dobbiamo affrontare il problema. In questo senso io ho messo lì un ragionamento dove secondo me alla fauna, agli animali selvatici, si possono attribuire diversi valori, no? Da quello naturalistico a quello ecologico, che sono misurabili dal punto di vista scientifico, sono oggettivi, a quello simbolico che c'è nella cultura, a quello estetico. Non è bello, non è fantastica quella femmina di capriolo col piccolo, no? A chi non piace un'immagine di quel tipo, a chi non piace avere vicino a casa tanti animali selvatici da osservare. Poi c'è un valore ricreativo, un valore economico, dove ci siamo dentro anche noi, no? Nel valore ricreativo ce ne sono tanti legati alla fauna, ma la caccia non è un'attività professionale in Italia, è un'attività ricreativa e quindi c'è quel valore lì. C'è il valore economico, lo sapete, segno più la carne piuttosto che l'offerta turistica nel parco tale dell'osservazione della fauna, segno meno i danni all'agricoltura piuttosto che gli incidenti stradali. Noi siamo in questo contesto qua e non siamo in un buon momento perché la gente non ci capisce più. Si è creata una frattura tra i cacciatori prima di tutto e anche i pescatori però e il resto della società. È chiaro che questa frattura la leggo, la percepisco molto meglio, molto più forte più che meglio, molto più forte in un contesto urbano che non in un contesto rurale, ok? È ovvio. Nel contesto rurale la gente la fauna la conosce, ha un contatto diretto, nel contesto urbano la fauna è un'idea e quindi si ha molta più difficoltà lì. Dobbiamo uscirne. Come ne usciamo? Beh, secondo me la formazione salverà la caccia, la pesca, la domanda che ho messo sulla slide. Innanzitutto bisogna chiedersi se hanno bisogno di essere salvate o no, perché qualcuno sappiamo che pensa che non dovrebbero essere salvate, anzi al contrario dovrebbero morire queste attività. Noi pensiamo che debbano essere salvate, forse io sto usando delle espressioni molto forti, però il concetto è quello fondamentalmente. Se vogliamo salvarle, come le salviamo? Vabbè, io ho messo lì la mia regoletta delle 3C che scrivo e propongo da anni, purtroppo con non chissà quale ascolto da parte per esempio delle associazioni venatorie. Secondo me la caccia e la pesca si salvano se chi le fa, chi le opera, chi fa queste attività ha competenza, e qui il ruolo della formazione, ha consapevolezza, cioè sa cosa sta facendo e ha un'identità, non si vergogna di quello che fa, ha un ruolo. Anche qui la formazione è importante. E infine la comunicazione, che è anche parte del mio lavoro, ma che si sposta le responsabilità, diciamo, più che altro sul mondo associativo, quindi non ci rientro. Per salutarvi, io credo che oggi, ma sono sicuro che condividiate anche voi questa analisi, cacciatori e pescatori abbiano la necessità di ritrovarsi, di ritrovare fra le tante cose anche un ruolo nella società italiana. In altre società europee non è così perché i cacciatori non l'hanno perso, ma in quella italiana siamo in un momento di tensione, quindi bisogna ritrovare un ruolo. Per fare questo, come fanno gli animali selvatici, e anche quelli domestici in realtà, bisogna evolvere, bisogna adattarsi a una situazione nuova. È quello che hanno fatto le specie che cacciamo, dovremmo riuscire a farlo anche noi. E in tutto questo io sono abbastanza convinto che la formazione svolga proprio un ruolo determinante. È una chiave di volta nell'evoluzione. Si evolve facendo esperienza e imparando. Con queste parole io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi saluto col saluto dei cacciatori Weidmannsheil e spero che ci incontriamo presto in altre occasioni. Grazie. Grazie al dottor Ettore Zanon. Direi che proprio per tirare in ballo cacciatori e pescatori, ora ci sarà
a seguire intanto l'intervento di Armando David come presidente delle riserve alpine di caccia degli ospitali di Cadore, ma soprattutto come presidente dei distretti venatori longaronese, e rappresentante anche, nominato ormai ogni anni proprio nei rapporti, anche nella collaborazione con la Fiera Caccia Pesca Natura, proprio come rappresentante dei distretti venatori della provincia di Belluno, il quale ci parlerà un po' dell'evoluzione della formazione del cacciatore bellunese negli ultimi 30 anni. La parola a te, Armando. Bene, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io prima di tutto vi porto i saluti di tutto il mondo venatorio bellunese e ringrazio Longarone Fiere e l'amministrazione provinciale per aver creduto anche quest'anno in questa fiera, anche se in una veste nuova, perché ci dà l'opportunità di avere comunque sempre una continuità. Ecco, io, permettetemi, ho preparato qualcosa. Eccoci qua. Allora, non vi nascondo che essere qui a parlarvi di formazione, di 30 anni di formazione, che poi sono anche qualcosina in più, per me è anche un grande onore. È un onore perché l'ho vissuta in prima persona, ho avuto la fortuna di diventare cacciatore fin da giovane e ho potuto vivere proprio in prima persona tutto questo. Però significa anche avere una grossa responsabilità, perché 30 anni di formazione significa vedere il lavoro di moltissime persone e di tante associazioni, per cui sin da subito io vi chiedo scusa se qualcosa in questa mia piccola relazione posso anche dimenticare qualcuno o qualcosa. Per parlare di formazione bisogna risalire alla fine degli anni 70, quando io parto da molto distante, ma comunque quando alcuni cacciatori, allora erano tutti consiglieri forte caccia, ebbero dalla loro amministrazione provinciale l'incarico di gestire la caccia e formarono l'organo gestore, che fu il primo a cominciare a preoccuparsi della formazione del mondo venatorio. E qui mi pare giusto ricordare anche qualcuno, a quei tempi c'era il dottor De Mas, c'era il dottor Pioggia, Raffaele Riposi, tutte persone che erano federcacciatori e che comunque si sono provate a inventare i primi corsi per gli esperti accompagnatori. Fino a quel tempo chiaramente la caccia era, soprattutto quella agli ungulati, quella al capriolo, era fatta quasi esclusivamente con i cani, per cui c'era la maggior parte del mondo venatorio era segugista. Comunque i primi corsi ebbero subito successo, si partirono subito con le attività subito di prelievi selettivi. Qui permettetemi di ricordare le lezioni tenute dal maestro Paolo Piccolo, che per me sono state veramente momenti che hanno fatto veramente innamorare della caccia, perché era piacevole sentire e per noi era tutta un qualcosa di nuovo ed è stato veramente entusiasmante. Di lui appunto le prime edizioni, anche tutte bellunesi se vogliamo, questi due libricini che lui fece in quell'occasione e che comunque riletti anche tutt'oggi sono comunque ancora dei documenti abbastanza attuali. Il forte contrasto però che con i cacciatori segugisti insieme al malcontento chiaramente delle altre associazioni che erano rimaste fuori dall'organo gestore fecero un po' decadere tutto l'impianto. E tutta la formazione fino allora fatta non venne più riconosciuta poi dalla nuova amministrazione provinciale che riprese in mano la gestione della caccia. E con l'arrivo appunto di questa nuova amministrazione provinciale arriva come assessore alla caccia Sergio Reolon. Sergio Reolon che sicuramente ha dato una svolta positiva a tutta la gestione e a tutta la formazione del mondo venatorio. Sergio Reolon prende vita una nuova rinnovazione di tutto il sistema venatorio e Reolon, pur non conoscendo molto la materia della caccia, va riconosciuto comunque di aver avuto la sensibilità e la capacità
di capire come dove intervenire per unire tutto il mondo venatorio. Io direi che fiore all'occhiello di tutta questa rinnovazione è stata la formazione del nuovo corpo della Polizia Provinciale, perché è stata poi diventata Polizia Provinciale, allora si chiamava Guardie Ambientali, e qui Franco De Bon ne è una testimonianza, perché erano tutti ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, pieni di voglia di fare, e devo dire che c'era molto entusiasmo. L'organizzazione dei corsi poi per esperti e accompagnatori partì subito molto velocemente e furono subito anche svolti subito i prelievi selettivi direttamente. Questo è stato sicuramente, io credo, il più bel periodo, perché c'era molta voglia di imparare, di acquisire, ma la cosa più esclusiva, permettetemi di dire, è stato proprio il rapporto che si creò con la vigilanza, un rapporto schietto, basato sul reciproco rispetto, che contribuì a far crescere davvero la figura di tutto il mondo venatorio, la figura del cacciatore bellunese. I corsi erano organizzati dalla provincia utilizzando il personale dipendente, con la partecipazione di qualche relatore che veniva da fuori provincia, e qui come non ricordare le meravigliose lezioni del dottor Zamboni, qualche volta di Rossi, prima, nei primi anni, e poi quelle di Commiotto, di Fusinato, del compianto Franco Mezzavilla, e poi anche di tutto il resto dello staff della Polizia Provinciale. Alla fine del corso, che consisteva in una decina di ore, venivano fatti gli esami, e a parte sul Camoscio venivano fatti anche la trofeistica e l'uscita pratica. Insieme a tutto questo, negli anni '80, nasceva anche l'Associazione Cacciatori Bellunesi, che diventerà poi la prima associazione come numero di soci in provincia di Belluno e ultimamente riconosciuta anche a livello regionale. Diciamo che ACB e Federcaccia saranno poi le due associazioni che più di tutte contribuiranno a preparare le giovani leve per la preparazione degli esami di abilitazione per la caccia, insieme all'organizzazione poi di convegni, di incontri su tematiche venatorie, eccetera. La provincia, per dire, organizzò subito, così le abilitazioni si moltiplicarono e la nuova forma di gestione cominciò a portare anche i suoi risultati, anche se direi su tutto il territorio bellunese. Spicca soprattutto in quel momento, negli anni '80, l'incremento delle popolazioni di Camoscio, ma soprattutto cambiarono i piani di abbattimento, perché aumentarono, e ciò permise anche di innalzare l'età media della popolazione, portando soddisfazione a tutto il mondo venatorio. Nello stesso tempo, in quel periodo, nascevano i distretti venatori e cominciarono così a essere organizzate anche le mostre per le valutazioni dei trofei. Di qui l'interesse intorno alla valutazione, così nacque anche la necessità di abilitare appunto dei corsi per abilitare i cacciatori a rilievo dei dati biometrici. I piani di abbattimento aumentarono quindi in maniera esponenziale, insieme a tutto di particolare importanza da sottolineare la necessità poi di avvalersi anche dei cani da traccia, e qui la organizzazione di corsi specifici ed esami per l'abilitazione dei conduttori, associazione che oggi è presente su tutto il territorio provinciale e che svolge decine e decine di recuperi, e che approfitto anche di questa occasione per ringraziare per tutto il lavoro che fanno questi ragazzi. Purtroppo dopo, verso la fine degli anni '80, arrivò anche la rogna a decimare quelle che erano le popolazioni di Camoscio, e di qui di nuovo la necessità di organizzare dei corsi specifici per poter abilitare i cacciatori a intervenire ogni qualvolta si rendesse necessario e interessante. In quel momento fu anche tutta la formazione di ricerca della presenza della rogna negli animali, raccogliendo tutti i campioni dei polmoni. Successivamente, negli anni 2000, grazie al contributo anche della Regione, cominciarono a essere realizzati i primi centri di raccolta. E da qui la provincia di Belluno, devo dire che investì molto nel preparare il cacciatore, a trattare bene le carni selvaggine, e partirono quindi qui primi in Italia, come si ricordava prima, nel 2005, dei corsi specifici sul trattamento delle carni, tenuti in collaborazione con l'EUSL, l'Istituto Zooprofiliatico delle Venezie. E qui permettetemi di ricordare
il dottor De Benedetta, la dottoressa Baragagna e il dottor Capovilla insieme al dottor Citerio dell'Istituto Zooprodilatico. Insieme a tutto questo, pian pianino era arrivato anche il cinghiale, per cui anche questo innescò la necessità di avere dei corsi per abilitare i cacciatori effettivamente. Non per ultimi, se vogliamo ricordare, ci sono tutti i corsi di controllo del cormorano, la caccia alla volpe, la cattura delle cornacchie e tutto il resto. Vanno poi ricordate anche tutte le varie attività che le associazioni venatorie, caccia, tal caccia in primis, che annualmente svolgono nei corsi riconosciuti ISPRES per il monitoraggio della caccia, oppure per conduttori di cani da ferma in ambiente alpino per gli aliformi, e tutto quello che gira intorno al mondo venatorio e per essere presenti sempre sul territorio. Insieme a tutto questo sono state organizzate anche tantissime altre iniziative, gare cinofili, convegni. Tutto questo fa ben capire quanto sia stata stimolante e quanto sia stata importante tutta la formazione fin qui svolta dall'amministrazione provinciale. E qui devo dire che il cacciatore bellunese l'ha vissuta sicuramente da protagonista, con impegno, serietà, portando e innalzando la cultura e l'etica dell'attività venatoria a valori davvero eccellenti. Questi qua sono i dati, aggiornati al 2020. Come vedete, come si diceva, tutto questo sono numeri importanti, sono numeri che risalgono al 2018, perché negli ultimi 2 anni non sono più stati fatti corsi. Tutto questo ha portato comunque, se vogliamo essere concisi, a legare ulteriormente il cacciatore al proprio territorio, e questo va sottolineato, è uno dei punti fondamentali su cui si basa la gestione della caccia in provincia di Belluno. Formazione che non è solo teorica e tecnica, ma soprattutto pratica, fatta di sacrifici, di fatiche, di rinunce, e solo il cacciatore di montagna sa che cosa significa. Lasciatemi dire che la provincia di Belluno si trova ad avere a disposizione centinaia e centinaia di persone formate, capaci, preparate, sotto tutti i punti di vista, e che conoscono il loro territorio in maniera completa. Un capitale umano enorme, prezioso, che non può e non deve essere assolutamente dimenticato. Noi in questo momento non vogliamo dire che siamo stati bravi, ma la figura del cacciatore bellunese deve essere innalzata a quella che è. Veramente ne va del futuro del nostro territorio. Da qui ben venga anche il nuovo progetto di formazione con la collaborazione dell'Accademia Trentina. Ma il mondo venatorio bellunese vuol sperare che si usino a tale scopo anche tutte le figure e le intellettualità che abbiamo a disposizione all'interno delle nostre riserve e della nostra provincia. E che tutto questo comunque sia solo un momento di passaggio, di collegamento a quella che sarà poi una nuova scuola di caccia, un'accademia tutta nostra che deve diventare orgoglio bellunese. Permettetemi di dire che in una provincia che gode di una storia di tradizioni antiche di caccia e che ha la presenza di popolazioni di selvaggina più alte di tutto l'arco alpino, sarebbe davvero vergognoso dover uscire da questo nostro meraviglioso territorio per imparare come si pratica la caccia. E qui faccio appello a tutte, riserve, alpine, cacciatori, associazioni venatorie. Io credo siano tutte pronte per cominciare questa nostra avventura. Questo per poter fare ulteriormente crescere la cultura per una sicuramente rinnovata dimensione dell'etica venatoria. Questo è l'appello che io voglio fare anche a tutte le istituzioni e che il mondo venatorio mi ha invitato a fare. Mi è piaciuto tantissimo l'intervento dell'assessore regionale Corazzai, ti ringrazio e voglio sperare che si possa continuare a lavorare in questa sintonia. Io ho finito e vi ringrazio. Grazie Armando, David, per il tuo intervento e per questo excursus storico sulla formazione qui del bellunese.
Passiamo anche quindi la parola agli altri protagonisti, ovviamente ai pescatori, e abbiamo qua Filippo Sitran, che è presidente della Federazione dei Bacini. Attenzione Filippo, che hai un ritorno di audio. Probabilmente hai attivo qualche altro strumento che ti riporta l'audio, o il telefono, o il cellulare o qualcos'altro. Filippo Sitran, presidente del bacino di pesca numero 7 al Pago e presidente della Federazione di Bacini di Pesca della provincia di Belluno. Filippo, la parola a te quindi per parlarci della formazione del pescatore come protagonista della gestione e conservazione delle risorse ittiche. A te la parola, Filippo. Grazie Franz, grazie all'ente Fiera, al presidente Bellati, grazie alla provincia di Belluno, all'assessore Corazzari, al consigliere Possamai e a tutti i presenti a questo convegno. Noi veniamo in fondo a tutto quello che è stato detto prima di noi dagli enti, dall'assessore, dagli esperti, e per cui vorrei fare un po' una sintesi e dire il perché noi pescatori crediamo che la formazione sia importante. Parte è stato già anticipato dall'assessore De Bon, il ruolo del pescatore si è evoluto nel corso degli anni, così come si è evoluta la società. Sappiamo che il pescatore, e per pescatore intendiamo il pescatore dilettantistico, ok, quindi non il pescatore professionale, si è ormai staccato da quelle che sono le esigenze di integrazione alimentare, diciamo, la propria dieta. Quindi l'attività del pescatore è diventata essenzialmente un'attività ludico-sportiva e per questo motivo ha perso alcuni connotati che aveva per forza negli anni precedenti. C'è da dire che i pescatori nel corso degli anni hanno fatto i compiti a casa, quindi hanno cominciato in particolar modo in provincia di Belluno, voglio ribadire, no, Franco, con un'autoregolamentazione abbastanza intensa, con la creazione delle prime aree no-kill. Siamo stati i primi, la provincia di Belluno è la zona in cui per prime sono nate le cosiddette aree no-kill o catch and release per la pesca a mosca. Quindi una grande opera di autoregolamentazione. Un'altra grande innovazione è stata fatta proprio grazie all'opera di Sergio Reolon anche, che è stata quella dell'istituzione dei bacini di pesca. Quindi l'intero territorio della provincia di Belluno è comunque assegnato e dato in gestione a delle associazioni che sono l'espressione del territorio, per cui si è voluto legare il pescatore, in particolar modo il pescatore residente, alla gestione di un pezzo del proprio territorio. Queste associazioni, oltre che regolamentare l'attività di pesca, autoregolamentare l'attività di pesca secondo le direttive degli organi superiori, poi hanno fatto nel corso degli anni diverse attività che portano verso la creazione di un pescatore sempre più consapevole, no? Quello che diceva il titolo del mio intervento è il pescatore come protagonista della gestione e conservazione delle risorse ittiche. Appunto, queste associazioni cosa hanno fatto nel corso degli anni? Diverse attività, tra cui attività di recupero, attività di conservazione, attività di riproduzione di specie tutelate,
Pensiamo alla riproduzione della marmorata che è stata fatta dall'ente, ma c'erano anche dei piccoli allevamenti di alcune associazioni, specialmente nel Feltrino, che contribuivano a mantenere questa popolazione. Sono state fatte attività di semina, di selezione, di ricerca genetica. Grazie ai contributi regionali, 2 anni fa e 3 anni fa sono state fatte delle campagne di valutazione genetica sugli stock di marmorata della provincia che hanno dato degli ottimi risultati, per cui attualmente mi risulta che lo stock disponibile per la provincia di Belluno sia uno dei pochi, se non l'unico, ad avere delle caratteristiche di purezza genetica adatte a poter seminare almeno nell'asta del Piave. Quindi dicevo, i pescatori nell'arco della loro storia si sono evoluti come ruolo, si sono evoluti come attività. C'è bisogno, per arrivare alla fase di un pescatore ulteriormente consapevole, di una fase di formazione, in particolare rivolta a mio avviso verso 2 ambiti: il cosiddetto pescatore senior, diciamo così, e l'ambito dei giovani. Per quanto riguarda l'ambito dei pescatori senior, noi sappiamo che tra le proposte che la provincia, d'accordo con le associazioni che gestiscono il territorio, ha inviato in regione per quanto riguarda la nuova carta ittica, riguardava una nuova modalità sperimentale di gestione delle specie protette in provincia di Belluno, in particolar modo, correggimi Franco se sbaglio, in particolar modo riguardo alla marmorata e al luccio, no? Per cui sostanzialmente si chiede che, ove esistano le condizioni, la specie possa essere anche trattenuta in alcuni casi particolari, e tra le condizioni che sono state poste affinché si possa fare questa attività, perché è proprio che vi sia un'opera di formazione, di creazione di pescatori particolarmente formati sull'argomento, che siano in grado di riconoscere, di trattare e di tutelare la specie nella maniera più corretta. Ecco, questo è il primo grosso ambito sul quale ancora non siamo partiti, ma ci auguriamo che si possa partire quanto prima con la collaborazione degli enti. Per quanto riguarda invece l'ambito dei giovani, anche qui credo che sia molto ma molto importante andare a fare un'opera di formazione. La pesca rispetto alla caccia ha un pregio che può essere a volte anche un difetto, nel senso che con pochi euro veramente tra attrezzatura e permessi è possibile andare a intervenire sull'ambiente, sulle specie ittiche, e quindi spesso crediamo che anche il giovane che si avvicina a questa attività si avvicini soprattutto per un aspetto ludico, però spesse volte senza avere la consapevolezza di dove va a intervenire, no? Su questa parte già i bacini si sono attivati, devo dire, alcuni più, alcuni meno, per la formazione dei giovani. Porto l'esempio del bacino che presiedo, il bacino 7 dell'Alpago. Ad esempio noi facciamo, in collaborazione proprio con la provincia, che secondo me ha un formatore d'eccezione per quanto riguarda i bambini, che è Stefano Vendrami. Facciamo da diversi anni degli incontri sia con le scuole elementari che medie, continuativi, in cui si cerca di far capire proprio al giovane che ok la pesca, ma stiamo intervenendo all'interno di un ambiente, e come tale
cerchiamo di spiegare come funziona, quali possono essere, quali sono i meccanismi interni che regolano i rapporti tra le varie specie, e quindi cercando di far capire anche il ruolo che può avere nel momento in cui va a intervenire come pescatore in questo ambiente, sperando che questa cosiddetta educazione ambientale a tutto tondo faccia sì che un domani possano creare le due direttrici principali. Mi viene in mente anche l'iniziativa che abbiamo fatto, sempre sponsorizzata dalla Regione, la cosiddetta montagna di pesci, che è stata fatta 3 anni fa ormai, in cui varie scuole del Bellunese sono venute presso il centro etiogenico di Santa Croce e hanno potuto vedere come si svolge l'attività di riproduzione in cattività, come è organizzata il mondo pesca all'interno della provincia di Belluno, come funziona un ambiente lacustre o fluviale, e hanno potuto vedere tutto quello che si fa da parte delle associazioni per poter mantenere la possibilità di pescare nei nostri territori. Credo quindi che la formazione sia fondamentale, così come sia fondamentale appunto che il pescatore diventi cosciente del proprio ruolo e lo sappia adeguatamente comunicare all'esterno, perché la fase successiva sarà quella proprio di sensibilizzare tutti gli enti e tutti gli attori che intervengono sugli ambienti fluviali e lacustri, per far capire che prima di tutto, oltre all'attività dei pescatori e dei cacciatori, nel caso dell'ambiente boschivo, diciamo così, fondamentale è che si arrivi a una coscienza ambientale condivisa, in cui si capisca che l'intervento nella conservazione delle specie è fondamentale, l'intervento dei pescatori e dei cacciatori, ma anche di tutti gli altri attori che su tale ambiente operano, perché altrimenti l'equilibrio è difficilmente mantenibile. Ecco, io avrei chiuso. Bene, grazie Filippo per il tuo intervento e l'importanza appunto di tutti questi aspetti si evince proprio in maniera sempre più forte oggi. Tra le attività, le iniziative che stiamo realizzando come forum appunto vetrina di Caccia Pesca Natura, questa versione digital, ecco, c'è anche appunto in tema proprio di formazione. Siamo andati a fare delle riprese durante un corso di caccia, appunto per la caccia alpina, per la preparazione di giovani per appunto la licenza di caccia alpina, organizzato da Alberto Coleselli, che vedo qui collegato e che aveva richiesto anche di poter intervenire. Alberto, se ci sei, vuoi collegarti, vuoi attivare, ecco qui, ecco, quindi ricordo che Alberto Coleselli è presidente di Federcaccia Belluno, correggimi se sbaglio. Sì, esatto, Zanne, grazie che mi hai chiamato. Non sono solo presidente di Federcaccia Belluno, ma sono anche presidente di un comprensorio alpino, di un distretto venatorio abbastanza importante, anzi più importante come numero di riserve della provincia di Belluno. Formazione, mi interessa molto la formazione, sono anche uno, e Franco De Bon, gli altri lo sanno, che ho spinto molto per questo argomento. È un argomento, ma l'hanno detto tutti quanti, che è importante. È importante in questo momento in cui siamo attaccati, l'abbiamo già detto, siamo vilipendiati sui giornali da una minoranza comunque, e in un momento in cui c'è l'esigenza per il mondo venatorio di fare un passo avanti, un passo notevole avanti attraverso la formazione.
Ettore l'ha detto, tutti lo citano, ma questa è una cosa che non è da questi giorni. Io sono, prima Davide ha ricordato un po' la storia, io 40 anni fa ho iniziato a fare formazione con l'organo gestore, non 30, 40 anni fa abbiamo iniziato perché abbiamo visto l'esigenza di questo. Io ero un giovane forestale, cooperativo, e ho sempre lavorato nel settore. Per me la formazione è fondamentale. La organizziamo come altri per chi vuole fare l'esame di caccia, utilizzando personale e docenti svariati, abilitati ISPRA e preparatissimi per creare anche una figura nuova di cacciatore. L'esigenza per poter rientrare nella società è di fare questa formazione, ma non solo la formazione articolo 18 per la caccia e selezione e la gestione faunistica, ma anche altri due tipi fondamentali di formazione per i cacciatori. Uno, per chi dovrà gestire e dirigere i comprensori alpini e gli ambiti territoriali, fondamentale, e per gli operatori, molto importante, articolo 19, quindi controllo. L'esigenza anche di un rapporto col mondo agricolo, e col mondo, il mondo agricolo, lo vediamo qua, Franco De Bona ha citato prima i cervi, è fondamentale che noi, come figura del cacciatore, interveniamo a difesa delle culture agricole, se no cosa faremo? In Europa, io ho esperienza anche fuori d'Italia, la figura del cacciatore si sta valutando dove è preso come un gestore e un limitatore dei danni e chi aiuta l'ambiente. Non sembra una cosa facile. In Italia siamo cascati, l'ha detto Ettore Zanon, in fondo, cerchiamo di risalire. Per risalire dobbiamo puntare molto sulla formazione. E dico una cosa importante, per fare formazione ci vuole chi sa farla, ci vuole gente preparata, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista della possibilità di trasmettere quello che sa al cacciatore. Parlo di qui, i cacciatori già magari che anni che vanno a caccia, che hanno comunque bisogno della formazione, perché la gestione faunistica e anche la società è in evoluzione. Cioè uno non può pensare perché 40 anni fa ha fatto un corso di essere capace adesso di gestire, bisogna aggiornarsi. Quindi plaudo questa iniziativa, credo che questo argomento dovrà essere ripreso dalle associazioni venatori, dai distretti venatori, dalla provincia soprattutto, che ricordo aveva raggiunto a un livello, io direi, notevole di formazione con i suoi docenti, le sue guardie, che ancora sono, di cui qualcuno è ancora operativo. Non perdiamo questa professionalità, Franco, e guarda che negli anni la qualità della formazione che avete fatto a Belluno è, secondo me, per quello che vedo in giro, era notevole. Perseguiamo questo obiettivo, provincia con i cacciatori insieme, per un nuovo sistema, una nuova provincia e ovviamente regione, per una nuova formazione organizzata meglio e che ci qualifichi e ci consenta di presentarsi nella società con competenza, preparazione e credibilità. Grazie a tutti quanti. Grazie Alberto per il tuo intervento, e direi che ci sono altre domande o interventi. Chiedo la cortesia, se uno vuole intervenire, di attivare l'audio e eventualmente anche il video. Ecco, in alternativa, per una considerazione, darei la parola a Franco De Bon, visto che è stato più volte tirato in causa. Sì, grazie. Scusa, il solito. Sì, ecco, grazie, il solito problema, ma insomma mi pare che non ho nulla da aggiungere se non ringraziare tutti quelli che hanno partecipato. Mi pare che sia giunto il momento proprio che
come dicevo prima, ci sia un'iniziativa e purtroppo, sai, la provincia di Belluno ha dovuto fare questa scelta, secondo me importante, perché qualche volta se rimani all'interno del tuo ambito ti autoreferenzi, no? E quindi benissimo, io concordo con Alberto che noi abbiamo degli ottimi relatori, delle professionalità. Ero anch'io in polizia provinciale prima, insomma abbiamo fatto i corsi di formazione all'ISPRA da parte appunto dei colleghi per poi poter insegnare, ecco, queste materie faunistico-ambientali. Però forse, ecco, la necessità che ha posto la provincia nel dover, come posso dire, delegare alcune funzioni proprio per mancanza di personale ci ha messo invece a contatto con delle realtà vicine ma molto autorevoli, come abbiamo sentito prima, e che ci potranno dare uno spunto nuovo, voglio dire, e un rilancio, come ha sollecitato il Presidente Coleselli, per riprendere in mano, insomma, la matassa della formazione e sbrogliarla nella maniera più opportuna, ecco, con le nuove opportunità che ci dà e con le nuove visioni anche, secondo me, che la politica italiana e europea ormai impone, no? Quello che insomma, ho girato un po' anch'io, insomma, il mondo, quello che è strano è che nel resto dell'Europa, soprattutto nell'Europa del nord, insomma, il cacciatore è proprio visto come una figura che accompagna, ecco, questi fenomeni naturali, come un utilizzatore, ma anche proprio come un amico, diciamo così, di alcune categorie. Sto parlando appunto dei forestali, sto parlando anche degli agricoltori, no? Che sono una componente importantissima della nostra società. Noi abbiamo una provincia che è stata riconosciuta, è stata inserita nel patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, vale a dire, per i suoi valori sia geologici ma anche paesaggistici. Sto pensando alle malghe, di alcune montagne che, se non controlliamo, se noi non interveniamo con il controllo del cinghiale, con una attenzione anche per quanto riguarda i cervi, alcune malghe non sarebbero più monticate, quindi perderemo biodiversità, perderemo quegli habitat prioritari che l'Europa ha riconosciuto nella provincia di Belluno. Sto pensando, scusate se li cito perché ormai mi è entrata a memoria il 6210, ecco, quell'habitat, il festuco planetario che è caratterizzato da quella splendida fioritura di orchidee. So che ci sono molte iniziative per proteggere questi habitat, ma la principale iniziativa per proteggere questi habitat è consentire l'agricoltura tradizionale, che in alcuni casi viene compromessa dalla eccessiva presenza di fauna selvatica. Quindi giustamente si diceva la legge che è nata nel 92, adesso magari ha bisogno di qualche sicuramente accorgimento, perché il panorama faunistico e anche ambientale è cambiato. Parlava prima dell'attività che devono fare questi cacciatori, che non è solo di prelievo ma anche di monitoraggio. Noi quest'anno i cacciatori hanno fatto oltre 3.000 chilometri nel mese di aprile con le loro macchine a loro spese per censire i cervi. La Polizia Provinciale ha fatto la verifica di alcuni transetti che erano stati fatti dai cacciatori per censire i cervi e sono risultati tutti quanti corretti. Quindi c'è proprio una autoresponsabilizzazione da parte del mondo venatorio nel censire, quindi noi adesso abbiamo i dati che possiamo inviare agli istituti superiori certificati, perché fatti da qualcuno ma verificati appunto da altri. Così come dicevo prima, i pescatori sono i primi alleati del territorio, perché quando c'è un inquinamento, quando c'è qualcosa che non funziona, ci chiamano immediatamente, perché sono i primi ad avere necessità di avere acque pulite, di acque fluenti, no? Quindi sto pensando a tutto il tema ambientale, insomma, che riguarda i corsi d'acqua. La rinaturalizzazione dei corsi d'acqua è una grande politica che stiamo portando avanti, rinunciando a centraline, insomma, e mettendo dei seri criteri per quanto riguarda l'utilizzazione e derivazione. Su questo, ripeto, i pescatori sono molto vicini. Quindi io credo che per arrivare alle 3C che diceva prima
il direttore Zanon, ecco, la comunicazione serve assolutamente, ecco, la consapevolezza del ruolo che dobbiamo fare, ecco, che parte però dalla conoscenza, e poi la comunicazione. Ecco, su questo io spero che Longarone Fiere, che è la platea, voglio dire, più importante che abbiamo in provincia di Belluno per quanto riguarda la comunicazione, ecco, sappia portare questo messaggio alla gente, all'opinione pubblica. L'opinione pubblica ovviamente va a influenzare anche le scelte politiche, e noi vogliamo partire proprio da questo laboratorio che vorremmo fare in provincia di Belluno per formare meglio, per informare meglio l'opinione pubblica di quello che stiamo facendo, e questo possa consentire anche ai politici di fare le scelte più opportune, le scelte normative più opportune a favore di questo territorio montano. Grazie a tutti veramente di questa partecipazione, perché l'ho ritenuto veramente molto interessante. Grazie Franco. Altri interventi o domande? Anche da parte degli stessi relatori, se vogliono aggiungere qualcosa dopo quello che è stato detto anche dagli altri, insomma. Bene, direi che abbiamo raggiunto le 2 ore e mezza di convegno, abbiamo credo, siamo riusciti quantomeno a dare una panoramica dell'importanza di questa formazione in tutti gli ambiti in argomento. E direi che, come invitava Franco De Bon, sicuramente Longarone Fiere ci sta mettendo il suo per cercare di trasmettere al meglio questi importanti messaggi, ma lo sta facendo soprattutto grazie al gioco di squadra e la collaborazione messa in atto con la provincia di Belluno, con la regione del Veneto, con i distretti avvinatori, con la federazione di bacini di pesca della provincia di Belluno, e con tutte le associazioni di tassidermisti italiani. Importante anche qui un altro tema: la tassidermia in tutto il mondo è considerata come veramente un qualcosa di eccezionale, e dall'alto valore scientifico in Italia è un po' mistrattata e non compresa purtroppo, e questo credo sia importante valorizzarlo invece, grazie anche appunto a questa manifestazione. Quindi grazie da parte di tutti Longarone Fiere per questi interventi, per il vostro contributo, e andiamo avanti col gioco di squadra come sempre per far sì di essere al servizio per la crescita e il futuro del nostro territorio e della nostra gente. Grazie, e se volete attivare anche i microfoni e i video, anche chi non è intervenuto fino adesso, per un saluto finale, prima di interrompere questa diretta streaming. Grazie Franz, grazie a Longarone Fiere per l'occasione e per l'opportunità. Grazie di nuovo e arrivederci. Grazie a tutti quanti, e andiamo avanti. E buon lavoro soprattutto a Fregolent col piano faunistico, che penso che ne abbia. Hai fatto delle promesse come termini sia per la carta ittica che per il piano faunistico, ma siccome ti conosco so che le manterrai. Quindi è una sfida, ma cercheremo di mantenere quanto fatto. Buon lavoro a tutti e avremo di che lavorare. Buon lavoro. Grazie ancora. E al prossimo appuntamento seguiteci ovviamente sul nostro sito, insomma, quindi forum.cacciapescanatura.it. Grazie, alla prossima.